Bentrovati telespettatori di Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre, con la nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Come al solito in onda su Gold 78 il martedì alle 21, con la replica anche il mercoledì dopo le 23:30. Voglio anche ricordare i due appuntamenti importanti del mercoledì e del giovedì sul canale 17 di Telerent 7 Gold con Penalty ore 13. Puntata odierna certamente molto interessante perché abbiamo due ospiti. Il primo lo andiamo subito a presentare, il direttore dell'area tecnica del Ragusa Calcio, Graziano Strano. Buonasera. Ciao Graziano, ben trovato. Complimenti, complimenti, complimenti. Grazie. Anche perché il secondo ospite è un ospite materiale, ovvero la Coppa Italia che avete vinto contro il Mazzara qualche settimana fa. Complimenti a te, ma anche complimenti chiaramente a tutta la società. Ha coronato un sogno importante, quello di vincere anche la Coppa Italia di eccellenza, perché qualche anno fa avevano vinto quella di promozione. Sì. Questo trofeo è merito del frutto del lavoro del nostro mister, che ci tengo a sottolineare, Filippo Raciti, che è stato lungimirante inizio stagione, ha formattato insieme a tutta la società, insieme a me, un gruppo di uomini. Stiamo dimostrando passo dopo passo che siamo una squadra che ad oggi ha detto la sua. E tra l'altro mercoledì, cioè domani, affronterete una partita importante contro il Locri per continuare anche questo ulteriore sogno di una stagione che sin qui, diciamolo pure, è stata abbastanza importante e trionfante. Ad oggi il percorso è, come stai dicendo tu, Ettore, è trionfante, è abbastanza soddisfacente, stiamo riuscendo a ripopolare il buon Aldo Campo, stadio importantissimo, se non lo riempi sembra un'oasi nel deserto. Oggi posso dire che finalmente la città di Ragusa si è avvicinata. Si è avvicinata anche perché purtroppo negli ultimi decenni varie società, che non sono quella di l'anno scorso, di quest'anno, si sono avvicendate con insuccessi uno dopo l'altro. Il successo nasce comunque con una programmazione, hai detto bene, lo hai organizzato questo progetto Ragusa, non certamente nelle ultime settimane di calciomercato, ma è nato abbondantemente subito dopo la stagione scorsa. È nato dopo un loro traghettare la stagione scorsa fra Covid e tutto quello che sappiamo noi. Io mi trovavo, ringraziando a Dio, con il Catania Beach Soccer a Lignano Sabbiadoro, ho ricevuto una telefonata. Anche lì abbastanza fortunata e anche importante la stagione. Anche lì ho vinto la Coppa Italia e la Supercoppa di Lega. Mi ha chiamato il presidente Giacomo Puma, dandomi un appuntamento dove ho trovato il direttore generale Alessio Puma, il vicepresidente Maniocchi Pinti, e da lì, da quel 20 di agosto, è nato il lavoro che, grazie alla società, perché ci tengo a sottolineare un grazie va alla società, hanno permesso sia a me che al mister di portare avanti questo progetto Ragusa. Iniziamo a parlare però di Serie D, che so che segui sempre con molto interesse. Sì. È un campionato abbastanza ingarbugliato quello di quest'anno. Ma il campionato è ingarbugliato perché diciamo che ci sono tante squadre importanti. Lascia perdere le squadre che non fanno parte della Sicilia. Io purtroppo, essendo siciliano, sono un po' campanilista. Io seguo moltissimo la Cireale, seguo moltissimo il Licata, il Giarre, anche perché a Giarre ho un fraterno amico mio che è il presidente Marco La Rosa, che lo saluto, e so delle vicissitudini del Trapani, della San Cataldese. Io spero che tutte le siciliane riescano ad avere una boccata di ossigeno. Però il campionato è molto tosto, perché
c'è la Virgola Merzia, c'è la Gelbison, c'è la Cireale, c'è il Cavese. C'è la Cavese e soprattutto ci sono delle strutture importanti, vedi Cava dei Terreni, vedi Trapani, vedi Acireale. Insomma, è un campionato molto interessante. Chiamiamola, è una C2. È una C2, è una C2. Bene, allora a questo punto diamo subito inizio alla lettura dei risultati e anche della classifica di questo turno settimanale del campionato di Serie D Girone I. Si è giocata l'8ª giornata del campionato, 8ª giornata di ritorno, guardiamo subito il tabellino dei risultati. Cavese 1919 batte Castrovillari 2-1, Città di Acireale batte Troina 3-0, Cittanova batte Santa Maria Cilento 1-0, vittoria dell'FC Lamezia Terme 3-2 contro il San Luca, 2-0 del Trapani contro la San Cataldese, vittoria fuori casa della Gelbison 1-0 con il Portici 1906, Real Aversa 1925 batte Licata 1-0, Città di Sant'Agata Giarre 1946 0-0 ed infine Paternò batte Biancavilla 2-0. Una conferma per quanto riguarda la Gelbison, ancora in testa con 57 punti, 53 punti per la Cavese 1919 e il Città di Acireale, 52 FC Lamezia Terme, con 44 punti il Paternò, 39 il Cittanova, 38 Città di Sant'Agata, con 34 Santa Maria Cilento insieme al Licata, 32 per il Portici 1906, con 31 punti Real Aversa 1925, 30 punti per il San Luca, 28 per il Trapani, con 26 la San Cataldese, 23 punti il Rende, 21 Giarre 1946, 20 punti per il Castrovillari, 13 punti infine per il Troina ed il Biancavilla. Si ritorna in campo domenica prossima, domenica 13 di marzo, eccolo qua il tabellino delle partite che si disputeranno: Biancavilla Città di Acireale, Castrovillari Cittanova, Gelbison Paternò, Giarre Trapani, Licata Città di Sant'Agata, Santa Maria Cilento San Cataldese, Portici 1906 Real Aversa 1925, San Luca Cavese 1919, Troina Rende Calcio, riposerà l'FC Lamezia Terme. Ed iniziamo a parlare di questo girone e lo facciamo con la Cavese, una Cavese che comunque ha dimostrato di avere, Graziano, credo le credenziali anche lei per vincerla questa benedetta Serie D, che è sempre un terno al lotto soprattutto per le squadre che hanno una tradizione anche in Lega Pro. Ma ti dirò, Ettore, io ho avuto la fortuna di avere uno dei pilastri della difesa della Cavese, che è Paolo Lomasto, che è stato con me quando eravamo in Serie D col Palazzolo, un giocatore straordinario, oltre ad essere un uomo per bene e un uomo vero. E ricordiamoci che la Cavese rappresenta Cava dei Tirreni, è da sempre grande forza, grande pubblico, grandi ultras, grandi tutti. Io ci tengo particolarmente a fare un plauso a quello che è la Cireale Calcio, per la Cireale Calcio, che è stata riesumata dal buon Fasone, dal buon Agatino Chiavaro, che hanno fatto un lavoro pazzesco. Guarda, della Cireale ne parliamo tra poco. Per adesso guardiamoci gli highlights della vittoria appunto della Cavese 2-1 contro il Castrovillari. Stanno per scendere in campo per la 27esima giornata del campionato di Serie D Girone I la Cavese, squadra di casa, e la formazione calabrese del Castrovillari. 4 lunghezze che ci dividono da un sogno. Break da parte di Giuseppe Palma, Carbonaro, Allegretti, troppo lungo questo pallone. E c'è calcio di rigore a favore della Cavese. Tiro in corsa media, il tiro e gol! La Cavese è passata in vantaggio. Il pallone in direzione di Teiu, giù. Rigore a favore del Castrovillari, peccato. Tripicchio, rete, ha pareggiato il Castrovillari. 1-1, amici sportivi all'ascolto. Ancora Romizzi, largo per Banegas, buona idea, Banegas, finta di Banegas, saltato l'uomo, mette in mezzo, 1-2, Banegas, tiro, Aiolfi, Carbonaro insiste sulla destra per la Cavese, Carbonaro punta e poi va a cercare l'inserimento di Palma, il tiro ribattuto, palla in area di rigore,
Caserta per la rimessa e verso l'area di rigore del Castrovillari, quindi Baccio Terracino, area di rigore, si gira Baccio Terracino, Baccio Terracino in mezzo, deviazione, para Aiolfi, Romizzi con il destro, no, si sposta, lascia Banegas, parte il cross per il colpo di testa, attenzione in area di rigore, rete, D'Angelo, ale, bum 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 bum, viva, dovremmo provare a chiudere la partita, Banegas va dentro, Banegas, ottima palla per Palma che la mette sul secondo palo, Baccio Terracino spara alto, ancora D'Angelo sulla destra, D'Angelo prova ad andare via, fonda D'Angelo, mette in mezzo e c'è il colpo di testa di Di Bari, Foggia che difende il pallone col suo fisico possente, pressato da due avversari, alla fine è rimessa laterale, finisce qua la partita, la Cavesi ha battuto il Castrovillari per 2-1 e va a 53 punti in questa classifica. Sì, è stata una gara che si è complicata perché comunque siamo partiti bene, trovando il vantaggio con il rigore di Allegretti, ma poco prima insomma c'era stata una bella occasione sempre di Allegretti. Subito dopo siamo stati anche abbastanza puliti nel gioco, dove potevamo insomma trovare situazioni per poter fare il secondo gol, però siamo stati molto imprecisi e man mano che passava il tempo, ecco, ci siamo un po' innervositi, ci siamo allungati, abbiamo forzato giocate troppo lontani dalla porta, abbiamo continuato insomma a essere un po' disordinati e questo ha permesso all'avversario di trovare quegli spazi dove sono pericolosi perché comunque hanno giocatori che nell'uno contro uno ti mettono in difficoltà e quindi ecco, abbiamo chiuso il primo tempo sull'1-1, mentre il secondo tempo secondo me siamo stati un po' più puliti, ci siamo rimessi a giocare pur non trovando molte occasioni, perché comunque anche lì è un avversario che al di là del periodo che sta passando di risultati negativi poi si abbassa, ti chiude gli spazi e nell'area di rigore marcano forte, li abbiamo visti durante la settimana, non era semplice trovare la via del gol che poi è stata trovata da D'Angelo e ci danno 3 punti fondamentali per continuare a inseguire quelle lì su. Vengo da 4 mesi durissimi che ho avuto un bruttissimo infortunio. Non faccio nessuna dedica, però ci tengo comunque a ringraziare lo staff medico, il prof che hanno dedicato giorno, notte per il mio caso, perché è stato difficile. Poi anche un grazie per la vicinanza del direttore e del presidente, perché comunque mi hanno capito. Purtroppo non è stato comunicato il mio problema, però ho avuto un bruttissimo infortunio, ecco. Sappiamo il nostro cammino e dobbiamo pensare a noi stessi. È normale che purtroppo ad oggi non dipende soltanto da noi, però per stare sempre lì su noi dobbiamo pensare a noi stessi, perché uno, perché siamo indietro dal nostro obiettivo, e due, perché ce lo meritiamo, se lo merita questa città, se lo meritano tutti, anche la gente che lavora dietro le quinte. Stiamo facendo del nostro meglio e sappiamo dove dobbiamo arrivare. E parliamo di questa città di Aciriale, 3-0 netto veloce contro il Troina, rassegnato a questo punto, io direi, però è anche vero che le partite poi bisogna giocarle, vincerle, perché sono i punti non arrivano. Sì. Un Aciriale che a questo punto è atteso dagli scontri diretti che determineranno probabilmente il risultato finale di questo ingarbugliato girone I. È un girone ingarbugliato, però che si racchiude in 3 squadre, sbarra 4. Mettiamocela la quarta, dai. Sì, perché FC sono la Mezzia Terme. la Mezzia Terme, perché hanno fatto anche loro un management
importante, una squadra veramente forte. Le squadre che si giocheranno il torneo sono la Gelbison, perché vuoi o non vuoi, sono 2 anni che la Gelbison tenta di vincere questo campionato. Quest'anno forse, insomma, ci ha messo di tutto Ma per forse vincerlo. non lo so, perché mancano tante partite, purtroppo mancano tante partite per loro e la distanza non è tanta, non è rassicurante, non è di tranquillità. Poi un passo dopo c'è la Cireale e c'è anche la Cavese, come abbiamo detto prima, quindi, e poi c'è il Lamezia, sono tutti là. Poi c'è il distacco di 8 punti, credo, dal Paternò, Sì. che non vorrei commentare perché sono di parte, perché avendo vinto un campionato a Paternò da direttore generale, Beh, fai anche un po' il tifo lo stesso, eh? io sono un rosso-azzurro, il Paternò è nel cuore, Ci perché mancherebbe. vincere in quella piazza è indescrivibile. È vero. Oggi, a maggior ragione, ho lasciato tanti amici, dal responsabile dirigente accompagnatore Alfredo Scinà, dal presidente Mazzamuto a Vittorio Strenese. Oggi c'è un valore aggiunto che si chiama Alfio Torrisi. È vero, che pochi, insomma, credevano capace di poter guidare con determinazione una squadra in Serie D. Però, Sì, però sai tu l'hai cos'è? conosciuto ad Aci Sant'Antonio anche, Ma io lo no? conosco dai tempi quando lui veniva da ragazzino a Trecastagni, dove c'era suo zio che faceva il vicepresidente, e io mi dilettavo già ad essere un dirigente. E Alfio è un uomo per bene, che ha capito che con spirito di abnegazione e voglia si può arrivare. È vero, è vero. Perché lui si è ricostruito ed è diventato ad oggi, sono i numeri che parlano, È non vero, sono io, non mi è vero. invento niente. Uno Però degli allenatori emergenti. però un merito va sia a Ivan Mazzamuto, ma soprattutto a Vittorio Strenese, che ha sempre l'occhio molto lungo. Guardiamoci le interviste post partita dopo la bella vittoria della Ciriale 3-0 contro il Troina. Siamo partiti, questo è quello che volevo, un approccio forte, un approccio feroce, perché si sa, queste partite quando le vinci le danno per scontate, invece no, preparare una partita del genere non è mai facile. Complimenti ai ragazzi che hanno avuto un grande approccio alla gara, perché queste partite nascondono sempre delle insidie. Bene così, abbiamo fatto bene, l'unica nota negativa è il rigore sbagliato, però succede, capita, solo chi non li batte non li sbaglia, quindi va bene così. Siamo partiti col piede giusto e questo avvalora ancora di più la tigna, la voglia di questa squadra, perché affrontare queste partite nasconde, ripeto, tante insidie. Oggi i ragazzi veramente da applausi sotto tutti i punti di vista, mentale, fisico, tecnico e tattico. Ma sicuramente questa era una partita difficile, un avversario tosto. Sono le classiche partite che quando si vincono 3-0 a fine partita erano facili, erano partite scontate. Invece se magari si fa qualche passo falso, l'avevamo detto, non prendiamo sotto l'anno. Quindi siamo consapevoli che ogni partita sarà decisiva, perché non nascondiamoci, ma a 11 partite dalla fine adesso diventano decisive, quindi non possiamo dire altrimenti. E queste magari, se non li approcci nel modo giusto e non riesci a sbloccarli dall'inizio, possono diventare partite difficili, insidiose, e quindi noi siamo stati bravi oggi ad entrare in campo subito cattivi, cinici, aggressivi, siamo stati bravi a sbloccare la partita che poi pian piano è andata in discesa. Non ci siamo mai nascosti, è vero che possibilmente non eravamo partiti con l'intento di vincere il campionato, adesso siamo lì e sicuramente non ci tiriamo indietro, fino alla fine ce la giocheremo, possibilmente ce la facciamo, possibilmente non ce la faremo. Ricordiamoci che siamo in 4 squadre a giocarci il campionato, quindi incredibilmente una di queste 4 arriverà a quarta, possibilmente sarà come si dice, una sconfitta per chi arriva quarto, però alla fine si sa, il gioco del calcio è questo, ne vince una e sono sicuro che sarà un campionato tosto fino alla fine. Ti ripeto, sono sempre partite difficili in ogni campo che si va, perché si incontrano squadre che
sia in zona alta che in zona bassa servono punti per salvarsi, per fare prof. Quindi fino alla fine cerchiamo di stare lì aggrappati alle prime e poi a fine del campionato vedremo cosa siamo stati capaci di fare. Sicuramente vale tanto questo gol, ma come valgono i gol anche di Peppe, dei due Peppe, di Figliameli, di Savonarola, anche perché era una partita abbastanza difficile da sbloccare, però si è riusciti a fare gol subito, tutti i due gol, e al secondo tempo ci eravamo prefissati di farne un terzo per chiuderlo, ed è arrivato, sono riuscito a farlo, è il quinto e sono felice. Voglio parlare anche del Cittanova, Graziano, il Cittanova Sì. dell'allenatore Ciccio De Gaetano. di Gaetano, che comunque è lì, un quinto posto che probabilmente nessuno pensava alla portata della squadra del Cittanova, quindi conferma che il lavoro fatto da mister Di Gaetano sta dando i suoi frutti. Ma sai, quando prendi un mister ci sono tante chiavi di lettura. Se tu hai una scommessa è una cosa, quando prendi una certezza, perché Ciccio De Gaetano, vuoi non vuoi, è stato negli ultimi anni un vincente. Ha vinto a Biancavilla, ha cercato di portare avanti il Palazzolo. Beh, l'anno scorso per esempio con l'Agragas ha perso il playoff finale, no? Ha perso, ma era nei playoff. Sì, Quindi ha fatto la finale playoff. ricordiamoci che quando scegli gli allenatori li scegli per vincere. Se poi il prodotto alla fine non è quello che è la stagione che va, però non è l'allenatore vincente che è arrivato 19esimo, 18esimo. Assolutamente. Quindi è andato lì a giocarsela, però poi naturalmente il campo, sai, come parlavamo prima, ci sono partite che tu vinci 1-0 e poi rischi di pareggiarla con È vero, inaspettatamente. una baggianata di qualcuno. Guardiamoci gli highlights, vittoria del Cittanova 1-0 contro il Santa Maria Cilento. Buon pomeriggio dallo stadio Monreale Proto di Cittanova. Va in scena l'ottava giornata del girone di ritorno. Il Santa Maria visita a domicilio il Cittanova. Filtrante dentro per Maggio, salta anche il portiere Grieco, poi è impreciso nella mira, pallone sul fondo. Il Santa Maria ci può provare con una punizione da posizione interessante. Parte Masullo e si salva il Cittanova. Condomitti trova la giocata giusta per Meola, la mira di quest'ultimo è ancora una volta imprecisa. Cittanova ancora in attacco, pallone per Meola, la conclusione, miracolo di Grieco, poi la ribattuta e Grieco riesce a bloccare. Recupera un buon pallone Maggio, mette in movimento Kunzi disegna una bella traiettoria per Maggio, il miracolo di Bruno che si rifugia in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per la squadra calabrese. Va Bonanno e attenzione perché il pallone ha superato la linea bianca e c'è il vantaggio della squadra di casa. Vediamo il Santa Maria come reagisce. Cross dalla sinistra, Maggio ancora di testa e ancora una volta Bruno si supera in calcio d'angolo. Corner, svetta ancora il numero 9. Anche in questa circostanza si salva la difesa calabrese. Manovra sulla sinistra del Cittanova. Pallone dentro per Biondo. Miracolo di Grieco. Poi Bonanno. Sarà calcio d'angolo. Insiste la formazione di casa. Bonanno prova un colpo da biliardo. Il palo gli dice di no. Poi Biondo. Sul fondo. Santa Maria si accentra con Gabbionetta, entrato nella ripresa. La conclusione è fuori. Ancora ospiti. Recuperano un buon pallone sulla destra. Kunzi dentro per Luscetti. Tiro murato. Cittanova dalla parte opposta. Meola. La conclusione. Il palo interno. Salva Grieco. Maggio recupera un buon pallone in attacco. Prova ad entrare tra le maglie della difesa di casa. Sarà rimessa dal fondo, partita vibrante in questo finale. Biondo va via, Grieco ancora una volta con i piedi, stavolta nega la gioia del raddoppio. Punizione dal limite, andrà Bonanno, parte ancora Grieco, nega la gioia del gol al Cittanova, parte opposta. Gabbionetta, la conclusione, pallone sul fondo,
I cilentani insistono alla ricerca del pari, dentro per Kunzi, ancora una volta Bruno trova l'acuto vincente e nega il pari. Dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio del direttore di gara. Il Cittanova batte il Santa Maria per 1-0. Purtroppo abbiamo fatto un passo indietro, volevamo dare continuità ai 3 risultati positivi che avevamo incanalato nelle ultime 3 partite, ma purtroppo al di là del risultato negativo abbiamo fatto un passo indietro anche sotto l'aspetto della prestazione. Però oggi la differenza l'ha fatta la determinazione in più del Cittanova che ha provato sempre a fare gol. Noi abbiamo cercato le nostre trame, però non ci siamo riusciti, abbiamo incappato a degli errori tecnici, tattici che purtroppo commettevamo spesso prima. Sembrava che c'era stato una sorta di riequilibrio, purtroppo abbiamo fatto un passo indietro. Bisogna assolutamente analizzare tutte le situazioni e io sono arrabbiato perché non è possibile un atteggiamento del genere. Una squadra come la nostra deve e può fare molto di più. Avevamo preparato proprio la partita in questa maniera, sapevamo che loro comunque sfruttavano molto la fisicità di Maggio e quindi su queste palle lunghe ci eravamo preparati e penso che proprio su questi palloni non abbiamo mai sofferto. Gli unici rischi che abbiamo corso possiamo dire che sono stati dettati un po' dalla confusione finale che loro giustamente hanno fatto per cercare di agguantare un pareggio immeritato secondo me, ma non per essere cattivi, ma è un dato di fatto. Cioè, oggi c'è stata solo una squadra in campo che ha giocato per 95 minuti. Quindi così come gli avversari sono stati leali e ci hanno fatto i complimenti in campo, è giusto che oggi glieli facciamo noi ai ragazzi che sono andati in campo. È il momento di parlare dell'FC Lamezia Terme, perché io credo che anche questo Lamezia, insieme alla Cavese, Città di Aciriale, Gelbison, sono le squadre accreditate alla vittoria finale. Tra l'altro un FC Lamezia che non ha badato a spese adesso nell'ultimo mercato. Ma io ti posso dire, ho avuto dei contatti perché ho la fortuna di, dopo aver fatto il professionista a Siracusa, tu lo sai benissimo, sono rimasto nei cuori di qualcuno. Quindi me la gioco, me la scambio sempre. E ti raccontano? E mi raccontano. No, oltretutto quest'anno ho fatto un'operazione di calcio con la Pirco Lamezia che mi ha dato un giovane, che poi per cause mie di spazio ho dovuto ritornare al mittente. Però quando interloquivo telefonicamente dall'altra parte c'era gente che conosceva il calcio, gente che sta spendendo tanto alla Lamezia Terme, e infatti è lì, non è discostante. E se dovesse saltare questa promozione va a finire che poi il prossimo anno altri soldi, quindi investimenti continui anche nel campionato di Serie D. Purtroppo vorrei fare un passo indietro, quando tu ti metti per vincere un campionato, faccio un esempio balordo, che poi non lo è tanto, il girone A di eccellenza, ci sono 7-8 squadre a un livello bestiale. Oggi la sta spuntando il Canicattì, ricordiamoci che Don Carlo Mistilmeri, l'Agragas, sì, hanno speso tanto, la Mazzarrese, hanno speso, però ne vince una. È come nel mio girone, diciamo che si è purtroppo assottigliato, siamo è una corsa a tre, lo era anche prima. Sì. Lo era anche prima c'era in auge, c'era il Siracusa, purtroppo anche per i colori del Siracusa che io adoro. È troppo attardato. È troppo attardato e poi oggi mi ricordo che forse ha pareggiato a Via Grande. Sì. E quindi un ulteriore ritardo che per come erano messi non si potevano permettere. È vero. Guardiamoci gli highlights, vittoria dell'FC Lamezia 3-2 contro il San Luca. Allo
stadio Granillo di Reggio Calabria risplendono i colori giallo-blu della Lamezia Terme e riecheggiano i cori dei sostenitori lametini giunti in massa in riva allo stretto. La partita tra Lamezia Terme e San Luca si rivela sin dalle prime battute molto avvincente e il risultato finale, con un solo gol di scarto, sta stretto agli uomini di Campilongo, che hanno collezionato veramente tante palle gol nell'arco dei 90 minuti. Eppure a passare in vantaggio sono stati i giallorossi reggini, con Godano che al 9° minuto di testa finalizza al meglio l'assist di Suraci. Il vantaggio ospite dura appena 3 minuti. Al 12° Maimone serve in profondità Valentin Abercon, che da posizione defilata con un potente destro batte Scuffia. Sesta rete stagionale per il 9 giallo-blu, che parte sul filo del fuorigioco, prendendo il tempo alla linea difensiva avversaria e batte il portiere con potenza e precisione. Abbiamo detto delle tante occasioni da gol per il Lamezia, nitida è quella di Terranova al 21° che di testa colpisce debolmente. Minuto 25, cross di Betson dalla tre quarti, Abercon in tuffo, manca di poco l'impatto con la palla. Al 30° dalla distanza Betson impegna in una difficile respinta il portiere avversario. 3 minuti più tardi sempre Betson serve Terranova in area di rigore, che si libera e tenta la conclusione col mancino, la quale si stampa però sulla traversa. Sullo scadere del primo tempo Crucitti, con un rasoterra, esalta i riflessi di Alessandro Lai. Nel secondo tempo, al 18° minuto, dopo una mischia in area di rigore giallo-blu, la palla allontanata finisce sui piedi di Mauro Bollino, che dalla propria metà campo si invola in un cost to cost straordinario, resistendo anche ai tentativi di fallo avversari. La conclusione del 76 giallo-blu è però deviata alla Scuffia. 60 secondi più tardi Bollino si riscatta, appoggiando in rete la torre aerea di Maimone. Bollino porta dunque in vantaggio il Lamezia e completa la rimonta giallo-blu. Al 23° ottimo spunto di Umbaca, che entra in area di rigore, sterzata e appoggio su Mauro Bollino, che ha il tempo di controllare e insaccare sul palo più lontano. Lamezia Terme 3, San Luca 1. Al 26° della ripresa, episodio che avrebbe potuto riaprire la partita. Sirignano commette fallo in area di rigore e l'arbitro assegna il penalty. Pelle tenta il cucchiaio morbido, spedendo la palla però fuori. Altra ghiotta occasione per il Lamezia con Terranova, il quale di testa manda fuori su cross di Dalart. Il San Luca trova la seconda rete al 93° con Godano che firma una doppietta. La partita si chiude con l'ennesima occasione lametina provata, si inserisce in area di rigore, dribbla il portiere e viene steso da Patea, ma l'arbitro non assegna il rigore. Lamezia San Luca termina 3-2. In riva allo stretto sventolano le bandiere giallo-blu, esultano tutti i tifosi lametini giunti a Reggio Calabria. Abbiamo sfruttato gli spazi. Questa era una squadra, ho detto, una squadra molto scorbutica, una squadra che comunque delle volte ci faceva giocare poco. Siamo stati bravi quando abbiamo incominciato a palleggiare, abbiamo creato questa ampiezza, che loro soffrivano un po' questa ampiezza, visto che avevano questa difesa molto stretta con i 2 mediani davanti e noi dovevamo cercare le costine esterne. Quando abbiamo cercato le costine esterne sia con i centrocampisti che con gli esterni bassi abbiamo fatto i danni. Noi proseguiamo per la nostra rincorsa, proseguiamo sul nostro cammino. Anche se le altre vincono, però a noi interessa poco, bisogna che noi stiamo sempre là e non molliamo mai fino alla fine. Poi vediamo i conti alla fine di maggio, quello che succederà. Però io sono convinto che questa squadra ancora ha margini di miglioramento, perché questa squadra sta crescendo sempre di più. Ho detto, sono arrabbiato soltanto perché oggi abbiamo concesso questo secondo gol che mi ha dato un po' fastidio, perché siamo in quella circostanza dobbiamo essere un po' più cattivi. Trapani-San Cataldese è finita con la vittoria per la squadra trapanese di Morgia, una San Cataldese che da qualche settimana insomma un po' zoppica
quasi ripiombando nella zona pericolante di questo girone I. Che cosa succede a San Cataldo? Bisogna avere i nervi calmi in una io situazione credo di questo che genere. si è preso un allenatore forgiato e molto abituato alle battaglie. E io credo che l'unica nota stonata di questo percorso della San Cataldese è che non è una squadra di Giovanni. È il momento di parlare di questa Gelbison. Bisogna dare onore alla squadra di Esposito, è praticamente al primo posto quasi dalla prima giornata, ha perso pochissimo, una partita, e nei recuperi insomma ha fatto sua la posta, c'è stato un momento di appannamento e ci può pure stare, e a questo punto sta tirando la volata finale? Sta tirando la volata finale, che non è facile, però ci tengo a dire per i profani o chi non ha conoscenza, ma avete visto che tipo di organigramma e di organico ha la Gelbison? È una squadra che il campionato, per come lo sta giostrando bene il mister Esposito, doveva essere altri punti più avanti. Però, siccome ci sono anche le altre che si sono attrezzate, perché ricordiamoci che la Cavese si è attrezzata nell'ultima sezione di mercato. Stesso discorso anche per l'FC Lamezia. Perfetto, no? È arrivato credo Foggia e Lomasto. Diciamo che loro l'anno scorso, Foggia e Lomasto, hanno vinto un campionato a Messina, non lo dimentichiamo. È vero. Quindi. Effettivamente però non nutre tanta credibilità nella possibilità di vincerlo però questo girone, anche se attualmente i punti sono a suo favore, 4 punti di vantaggio dalla seconda, insomma qualche scontro diretto l'ha pure vinto, un po' di fiducia credo, no? Ma sì, ma diciamo che la non fiducia dipende dalla risonanza del nome. Gelbison non è la stessa cosa che dici Cavese o Trapani, certo, o Acireale. Certo. Quindi sai, la titubanza non è sul risultato che sta avvenendo. Su quello che può avvenire anche dopo. Su quello che può avvenire anche dopo, che ci sono molte perplessità. Certo, che perché poi la Lega Pro, tu me lo insegni, è un'altra cosa. No, ma anche perché Santa Maria del Cilento, con tutto rispetto, ottima organizzazione, vengo a ripetere, ottimo managgio, ottima squadra, però l'impiantistica è quella che chi è stata a Santa Maria del Cilento, io che ci sono stato, è un campo che non può fare sicuramente. Questi sono i grandi problemi delle squadre che mirano al passaggio in Lega Pro. Vai a confrontarti con Cava dei Tirreni, Acireale, Lamezia Terme, sono pronti per poter andare a fare il salto di qualità. È vero. Guardiamoci gli highlights: vittoria della Gelbison 1-0 fuori casa contro il Portici. Portici Gelbison, gara valevole per la 27esima giornata del girone I di Serie D. Il tocco aperto verso Marino, Marino è il sinistro, palla che termina al lato. Giuliano, ancora Maranzino, il tocco verso Giovanni Romano, il primo pallone di Giovanni Romano, Romano con il destro. Sistema la barriera, nel frattempo l'arbitro si piazza un po' più indietro, pronto a fischiare la battuta di questo calcio di punizione. Parte Maranzino con il sinistro, il palo clamoroso colpito da Gaetano Maranzino. C'è la copertura di Cirillo che poi non interviene. Oggiano, il tocco verso Pipolo e c'è la copertura grandissima di Riccio che evita praticamente un gol fatto. Romano, il cross deviato da Gonzales, palla che però resta a Calo Tenuto che ci prova. Cross per Manfrellotti di testa. La conclusione Maranzino, la finta Maranzino, l'apertura verso Marino, entra in area Marino con il cross raso terra, Marino, ci arriva Romano che la stoppa, il tocco all'indietro verso Calo Tenuto, la deviazione della difesa della Gelbison che allontana la minaccia. Rossa al centro, palla che arriva a Gagliardi, palla sul sinistro, Gagliardi, l'ottima parata di Sceper, palla sul destro, Romano, la serie di finte ancora verso Calo Tenuto può andare al cross, lo effettua Calo Tenuto sul secondo palo verso Scala, Marino poi sembra andare verso il cross, lo effettua Marino, il cross con Faella che la tocca all'indietro, palla che resta lì, Faella, palla sul destro, può andare al traversone, dall'altra parte c'è Onda, l'aggancio del terzino della Gelbison, il cross a cercare Gagliardi, mette giù Gagliardi che poi può andare col sinistro e c'è la rete della Gelbison.
che all'ultimo praticamente respiro, quando siamo arrivati alla fine quasi del recupero, passa in vantaggio e arriva anche il triplice fischio del direttore di gara, l'esultanza della compagine avversaria che si conferma sempre più prima in classifica. Abbiamo fatto gol allo scadere, cosa che ai nostri competitors è successa 4, 5 se non 6 volte, ogni tanto capita pure a noi e ripeto, è stata una partita dura ma ci teniamo strettissimi questi 3 punti. Quando noi parliamo di emozioni, e ne abbiamo parlato ieri o l'altro ieri, ci riferiamo proprio a questi momenti, noi ci prepariamo, ci alleniamo, facciamo i piccoli sacrifici della vita, diciamo, di famiglia o di coppia proprio per questi momenti qua, proprio per quella corsa liberatoria, per condividere una gioia. Avevamo voglia di condividerla con i nostri tifosi. Io oggi, se posso, se mi permetti, faccio una dedica a mia moglie e ai miei 2 bambini che per la prima volta sono venuti ad assistere a una mia gara e voglio dedicare la vittoria a loro. Le partite diminuiscono, il numero di gare diminuiscono e quindi noi sappiamo che dovremo fare tanti punti da qua alla fine, sappiamo che ce ne sono tantissimi a disposizione, il cammino è ancora lunghissimo e quindi abbiamo fatto una tappa di avvicinamento ma il traguardo è ancora lontano. Parliamo dei tuoi amici di Licata? Che succede? Perdono ancora contro il Real Aversa? Gli amici miei di Licata c'è un lavoro pazzesco fatto dal buon presidente Enrico Massimino, che ha affidato a un signore del calcio che si chiama Giovanni Martello la ricostruzione dopo il periodo Campanella. Giovanni Campanella, con l'acquisizione di Giuseppe Romano come mister, che non lo scopro io, certo, e poi di tanti talenti. Comunque il lavoro fatto da Giovanni Martello è un lavoro importante e Licata ha buttato secondo me le basi per l'anno prossimo fare un campionato molto D'altra importante. parte, è una squadra giovane, è una Licata, squadra giovane, è molto salvezza giovane. già acquisita, quindi a questo Salvezza punto già può acquisita. giocare anche quasi per sperimentare la prossima stagione. Ma credo che le cose che interessavano al buon presidente Massimino erano l'avvicinamento dell'amministrazione, ed è avvenuto, e l'avvicinamento del pubblico e sta avvenendo, quindi diciamo che le componenti per ripartire l'anno prossimo ben spiegate ci sono. Guardiamoci gli highlights: vittoria del Real Aversa 1925 proprio contro la squadra di Romano, la partita è finita 1-0 per i campani. Real Agro Aversa ospita il Licata. Nell'ultimo turno è stata vittoria per la formazione di mister Pippo Romano, che si è imposta per 1-0 al Dino Liotta contro il Paternò. Sconfitta invece per la formazione padrone di casa, che è caduta a San Luca con lo stesso risultato. Partiamo allora col film del primo tempo. Al 15° c'è una chance per i locali, il tentativo di conclusione da parte di Chianese viene respinto alla grande da Truppo, poi ci prova il Licata, tentativo dalla distanza di Currò, Lombardo blocca in maniera sicura, cross per la destra di La Monica, il suo tentativo si perde però sul fondo al minuto 35. Mazzamuto al cross, cosa ha fatto Gueye? O meglio, cosa stava per fare? Parata clamorosa, quella di Lombardo sulla rovesciata del calciatore del Licata, che si era girato in un fazzoletto, trovando la risposta incredibile del portiere del Real Agro Aversa. Passiamo al film del secondo tempo, succede davvero poco, ma quello che succede ed è più importante è che al 55° c'è una palla lunga per La Monica che in uscita batte Truppo con il pallonetto. 1-0 Real Agro Aversa, il gol che di fatto decide la partita, che decide la sfida dopo un buon primo tempo del Licata, che ha sfiorato a più riprese il gol, soprattutto con Gueye non riuscendo a sfondare la difesa campana. Tante le proteste nell'occasione del gol di La Monica per un possibile fuorigioco dell'attaccante del Real Agro Aversa. Termina così la partita, festeggiano i padroni di casa, torna a mani vuote al Dino Liotta il Licata. Un cordiale saluto come sempre, alla prossima.
Si è conclusa 0-0 invece la partita tra Città di Sant'Agata e Giarre. Giarre che pian pianino, passo dopo passo, sta recuperando le posizioni in classifica. A questo punto il Città di Sant'Agata penso che abbia da chiedere poco alla stagione, anche se poi bisogna giocare e comunque dimostrare di avere fatto un percorso fin qui sicuramente molto positivo. Un Giarre che adesso tra l'altro recupererà un'altra partita mercoledì con la possibilità addirittura di andare ancora più in alto in classifica e quindi tirarsi fuori dalla zona calda. Tu hai detto benissimo, se dobbiamo fare una disamina, io ho avuto il piacere di interloquire il giorno della finale con mister Giampà, che si ricordava di un nostro scontro, lui a Roccella e io a Palazzolo. Abbiamo parlato, gli ho fatto i miei complimenti perché il calcio a Sant'Agata ad oggi, grazie a questa ottima società, grazie a Ettore Meli che è al di là di un amico, è un mentore anche della categoria. È un mentore della categoria, però hanno fatto un lavoro straordinario, è vero. Molto straordinario. Secondo me Giampà già dall'anno scorso ha dimostrato... Giampà l'anno scorso ha preso una squadra che era in condizioni molto precarie, è riuscito a risollevarla, è riuscito a riportarla e quest'anno sta facendo un campionato importantissimo. Per quanto riguarda il Giarre diamo spazio a fare dei complimenti che non devono essere buttati nel dimenticatoio, perché se il calcio a Giarre è rinato grazie a Giulio Nirelli con l'accoppiata di Marco La Rosa. Ricordiamoci che il Giarre per anni e anni e anni è stato nel fondo, nel baratro. Oggi il Giarre si trova in Serie D, tanti di noi, il primo io, vorremmo essere dove sono loro. È vero. Ha un po' pagato forse questo passaggio in Serie D in questa stagione con forse una campagna acquisti non proprio ad hoc per la categoria, senza nessun demerito per il DS. Non sono tanto d'accordo, non con te, ma col pensiero, perché se noi andiamo a vedere il Trapani, anche il Trapani effettivamente. Antonello Laneri, non è che ha l'ultimo arrivato. A me, io ancora devo crescere. Ha Morgia, ha giocatori di categoria superiore, eppure è lì che arranca, anche se ha 3 partite in meno. Sì. Però gli voglio dire, è un campionato difficile. È un campionato che non è il giocatore che, anche perché, come ti ho detto prima, i direttori la fanno da padrone. Vedi il Paternò che spende molto di meno del Giarre, molto di meno di tante squadre, è lì perché c'è stata una scommessa che è andata bene. Torrisi. È andata bene. C'è stata una scommessa di giocatori che il buon Vittorio prende dal cilindro. Ha inventato. Inventa giocatori, vedi Rizzo, vedi Basualdo, vedi la rinascita di Foderato, di Giovanni Foderato. Sì. Quindi non è facile questi ruoli, quando io mi batto, qualcuno mi dice sei il pioniere chi fa questo mestiere, perché io lo faccio per mestiere purtroppo, lo faccio perché io la mattina mi alzo e non vado a lavorare, vado a fare il direttore. Mi piace questa tua dichiarazione. Guardiamoci il servizio, pareggio 0-0 tra Città di Sant'Agata e Giarre 1946. Pari a reti bianche tra Città di Sant'Agata e Giarre che chiudono sul nulla di fatto l'attesa sfida del Fresina, un punto che può accontentare comunque entrambe le formazioni, con i padroni di casa che allungano a 11 la striscia di risultati utili di fila, mentre i gialloblu continuano la loro scalata verso la salvezza. Prima del fischio d'inizio osservato un minuto di raccoglimento per ricordare la memoria di Salvatore Borgia, scomparso qualche giorno fa, che traghettò il Sant'Agata per la prima volta in Serie D. La gara, che non ha regalato tantissime emozioni, si apre con il Sant'Agata che reclama dopo 8 minuti un calcio di rigore per un presunto fallo di Pertosa su Cicirello. Il direttore di gara dice di no. Insiste la squadra di Giampà e all'11° il tiro cross dalla destra di Calafiore non inquadra di poco lo specchio della porta. Il Giarre tenta la risposta, ma il sinistro di Anastasio al 22° si perde largo dalla porta, difesa da Beters. Poi il Sant'Agata torna a spingere, al 25° la potrebbe sbloccare. Il colpo di testa in tuffo di Calafiore però esce sul fondo per questioni di centimetri.
metri. Nel finale di frazione sono ancora i padroni di casa a cercare la via della rete, con le conclusioni di Calafiore prima e Cipolla poi, che non sortiscono l'effetto sperato. Nella ripresa ancora locali protesi in avanti e che costruiscono le più importanti occasioni. Al 50esimo la punizione di Catalano si perde di un soffio al lato. Al 73esimo la girata col destro di Alagna trova la pronta risposta di Giannini. L'estremo giallo-blu risponde presente anche all'84esimo sul tentativo mancino di Cipolla e in pieno recupero disinnesca in angolo il solito piazzato di Catalano. Con questo pareggio il Sant'Agata sale in classifica, quota 38 punti, in settima posizione a più 15 sulla zona play-out e con una gara da recuperare, mentre il Giare si porta a 21 e mantiene la quartultima posizione con la zona salvezza, distante al momento 5 punti. E chiudiamo il tabellino riguardante il campionato di Serie D con questo Paternò che si conferma sicuramente rullo compressore in casa, ennesima vittoria questa volta ai danni di un Biancavilla che forse a questo punto mi sembra più demotivato rispetto a un paio di settimane fa, la conferma della squadra di Torrisi con un gran gioco che dà sicuramente adito ad una sua stagione da incorniciare. Ma ricordiamoci che il buon Torrisi le stagioni da incorniciare le ha fatte con la Sant'Antonio quando ha vinto il campionato, anche pur essendo stato fermato dal Covid, con 11 punti avanti. Sì, è vero. Il buon Torrisi l'anno scorso ha formattato dal management all'organigramma e all'organico di squadra, una squadra importante che è arrivata ai playoff e ha perso col Siracusa, non ha perso col... È vero. L'ha detto un paio di settimane fa questa cosa qui proprio. Oggi sta dimostrando che col suo gruppo di lavoro, perché è fondamentale che un allenatore possa agire e giocarsi tutte le sue carte con i suoi uomini. È vero, è vero. Gli uomini società non sono gli uomini dello staff. Se tu vedi anche nello staff del Ragusa Calcio, te lo dico io, Mister Aciti ha il suo secondo, ha il suo preparatore e ha il suo allenatore dei portieri. Sicuramente. Che saluto, Alessandro D'Antoni. Alessandro D'Antoni, grande uomo, soprattutto grande allenatore dei portieri. E se domani mattina il buon Raciti va in un altro posto, spero per lui no, lui porterà con sé il preparatore atletico, il secondo, perché è normale, perché sa cosa vogliono, come si svolge il lavoro. Certo. E più avanti vai e più uomini tuoi devi avere dentro lo spogliatoio. È vero, è vero. Guardiamoci gli highlights. Vittoria del Paternò 2-0 contro il Biancavilla. Sportivi paternesi, amici di Biancavilla, buon pomeriggio dallo stadio Falcone Borsellino. Siamo collegati per la 27esima giornata del campionato di Serie D. E partiti proprio in questo momento. Basualdo perde il pallone. C'è il numero 10 Bozzanga con scoppetta. Bozzanga, tiro, palla fuori. La Piana. Palla per Rizzo e con Rizzo. Palla dietro per il gol del Paternò con Puglisi. Al 43esimo Paternò in vantaggio con Samuel Puglisi e lo desiderava tanto questo gol Samuel Puglisi. Ricciardello, il tiro di Musso, la parata di Latella. Palla nella zona di Cangemi controlla bene, fa un bel tocco in dribbling, palla per la Piana dentro l'area non tira, palla per Basualdo, tiro e paratona di Faraone. Asero e c'è il rigore. Musso dal dischetto e palla sul palo e il Paternò può andare in avanti. Ecco Mascari, pallone per Basualdo, ecco Basualdo per Rizzo, tiro e c'è il palo di Rizzo, ma era fuori gioco. Buon tempo di testa e palla subito nella zona di La Piana. Ecco La Piana la mette a terra, si gira, c'è Rizzo, ecco Rizzo, anzi è Mascari si gira, tiro e c'è il gol di Agostino Mascari, che è una perla
Bari, il 2-0 al 65esimo minuto di gioco. Ecco Rizzo, entra in aria, tiro di Rizzo, deviata. Licciardello sulla fascia, viene contrastato da Visconti, a Licciardello gli viene dato spazio, pallone al centro, palla per Zappala per Basualdo allarga il gioco per Visconti al centro, deviazione, la rovesciata tentata da Zappala. Puglisi per Rizzo, questa volta è in gioco Rizzo, ecco Rizzo, no, era in gioco Rizzo era in gioco, Rizzo era partito da dietro, ma proprio in questo istante l'arbitro decreta la fine delle ostilità. Paternò 2, Biancavilla 0, 44 adesso sono i punti in classifica dei rossazzurri, Biancavilla sempre più ultimo in classifica. Chiudiamo questa Serie D, pronostico finale. Sì. Nome secco, dai. Gelbison, Città di Aciriale, Lamezia Terme, Ocavese. Aciriale. Sì. Quindi un Aciriale che a questo punto, seppur in questo momento attardato rispetto alla Gelbison, con la possibilità tra l'altro di giocarsi lo scontro diretto in casa, addirittura l'andata aveva vinto in casa della Gelbison, quindi questo può essere determinante? È determinante, in questo momento devo dirti la verità, credo che tutta Aciriale, compresa la dirigenza, stia aspettando Giovanni Ricciardo. Tra l'altro questa situazione qui di un potenziale Aciriale in Lega Pro la prossima stagione stuzzica la fantasia dei tifosi acesi, sapendo che probabilmente il Catania potrebbe ripartire dalla Serie D la prossima stagione. Tutto questo certamente anima ancora di più questo spirito battagliero del tifoso acese, no? Ma credo che al di là del tifoso acese, che è meraviglioso, perché quando si parla di Aciriale credo che chiunque direttore, allenatore, posteggiatore vorrebbe andare ad Aciriale, perché i tifosi dell'Aciriale sono immensi. Sono immensi. Come ci tengo a dire, anche se c'è un campanilismo fra di loro, i tifosi del Paternò sono immensi. Infatti loro hanno questo dualismo perché sono due tifoserie veramente, veramente importanti. Bene, abbiamo concluso lo spazio della Serie D, brevissimo spazio pubblicitario adesso, ci rivedremo tra poco e parleremo dei due gironi del campionato di eccellenza. Rieccoci di nuovo insieme, siete con Penalty, abbiamo il nostro ospite di oggi con il quale stiamo interloquendo non soltanto di Serie D, ma adesso parleremo soprattutto del campionato di eccellenza. Tra l'altro è venuto con questa bella Coppa Italia, parliamo chiaramente di Graziano Strano, una Coppa Italia che è bella a vederla, no? Perché ti dà soddisfazione visiva, ma anche insomma una soddisfazione professionale, perché poi bisogna scriverla
ha carattere cubitaria anche nel proprio curriculum, no? Ma guarda, stai dicendo una cosa fondamentale. Io oggi ho queste coppe che sono riuscito a vincere. Tu sai che ho vinto un'altra Coppa Italia e un'altra Supercoppa di Lega, e quando vinci è sempre bello, ma soprattutto per chi, e rimarco di nuovo come me, fa questo come lavoro, ti chiamano perché sei un vincente. Se non vinci potrei essere bravo, saprò parlare bene, ma tu sai benissimo Però che... per vincere ci vogliono anche i mezzi, eh? Sì, per vincere... Le capacità sono fondamentali, ma bisogna avere anche poi i mezzi. Ma devi essere capace, permettimi una riflessione ad alta voce, devi essere capace e caparbio a scegliere le persone, perché quando ti siedi non c'è qualcuno che ti prende con la pistola e ti dice vieni a fare il direttore qui o fare lì. Se tu scegli la società sbagliata, la colpa non è la società sbagliata, ma sei tu che l'hai scelta quella. Che sei andato nel posto sbagliato, Perfetto. convinto di fare bene invece. E lì ci sono delle domande che si possono fare. Io non ho mai detto, la società mi ha abbandonato, ma quando tu ti siedi alla mia età, capisci chi hai davanti. Se non capisci questo... Vabbè, abbiamo capito bene la tua simbologia visiva in questo caso. No, ma è umano, no? Sì, è vero, è vero. È brutto dire, la società mi ha abbandonato, ma la società l'hai scelta tu. È vero, è vero. Partiamo subito, partiamo con il girone A. Ottava giornata, parliamo del girone di ritorno, guardiamo subito i risultati. Parmonval batte Cuspalermo 3-2, Acragas 2018 batte Castellammare 1-0, Canicattì batte Pro Favara 1-0, Enna Calcio batte Casteltermini 1-0, Nisse FC batte Mazzara Calcio 1-0, vittoria dell'Oratorio San Cile e San Giorgio contro la Dolce Onorio Marsala 4-0, Mazzarese.2 batte Don Carlo Misilmeri 3-0 ed infine Unitas Sciacca batte Monreale 5-0. Con questa ennesima vittoria il Canicattì allunga sempre di più in classifica, si sta un po' odorando questa benedetta Serie D attesa anche troppo tempo. In testa la troviamo infatti con 57 punti la squadra di Lillo Bonfatto, con 46 l'Acragas 2018, con 44 Don Carlo Misilmeri, con 41 Pro Favara, 40 punti Mazzara.2 Enna Calcio, con 37 Nis FC, 34 Parmonval, 33 Unitas Sciacca e Oratorio San Cile e San Giorgio, con 31 punti il Castellammare, con 28 il Mazzara, con 12 punti Casteltermini e Monreale, 11 punti Dolce Onorio Marsala, chiude la classifica il Cuspalermo con 8 punti. Anche per il campionato di eccellenza si ritorna in campo domenica prossima, domenica 13 marzo. Questi gli incontri: Cuspalermo Acragas 2018, Canicattì Mazzarese.2, Castellammare Enna Calcio, Casteltermini Unitas Sciacca, Don Carlo Misilmeri Parmonval, Mazzara Calcio Oratorio San Cile e San Giorgio, Monreale Nis FC, chiude Pro Favara Dolce Onorio Marsala. Dobbiamo partire da questo Canicattì, credo che sia doveroso, no? Ha dimostrato organizzazione, mentalità, hanno messo anche un allenatore quasi del tutto sconosciuto per la categoria, quindi hanno rischiato, però i risultati sono dalla loro ed è la dimostrazione che bisogna sempre comunque credere nei sogni. Il sogno del Canicattì da un paio di anni era quello di raggiungere la Serie D. Potrebbe essere l'anno buono a questo punto, Graziano? È l'anno buono perché, come hai detto benissimo tu, la società è stata molto lungimirante nello scegliere mister Lillo Bonfatto, persona umile, preparata, che è riuscita ad amalgamare e tenere un gruppo importante. Nomi super conosciuti come questi nomi super conosciuti sono la Don Carlo Misilmeri, sono certo, ad Agrigento, sono Enner, sono dove. È stato bravissimo Lillo Bonfatto. Il merito va di gran lunga al mister Bonfatto. E sono contento perché ho conosciuto Lillo lo scorso anno e vedevo in lui effettivamente questa grande voglia di mettersi in gioco, però spesso e volentieri le società non gli davano questa chance.
quando è arrivata questa chance del Canicattì ha puntato tutto sulla voglia e la determinazione, che forse l'ha pure trasmessa a questi giocatori leggermente un po' appagati, no? Tutti i giocatori che hanno già vinto i campionati, quindi trovare stimoli sempre nuovi non è mai facile. No, però sai, su quello che è l'appagamento, conoscendo Santo Privitera, non si appaga mai. Iraci e tanti altri. Conoscendo Davide Pettinato, non si appaga mai. Filippo Remonti, non si appaga. Quindi hanno formattato veramente un organico importantissimo, diretto con maestria da Lillo Bonfatto. Guardiamoci il servizio, vittoria del Canicattì 1-0 contro il Pro Favara. Ancora Privitera, prova il cross, poi la testa di Matera, alto, sopra la traversa, Passegue, poi cerca e trova Gambino, la conclusione, si immola Pettinato, perseguendo Federico Matera con la conclusione di Federico Matera, poi Passegue che prova ad avanzare sulla sinistra con la conclusione, Barbagallo poi si esalta, si supera, grandissima la parata qui di Barbagallo. Fabio Bossa prova a recuperarlo, ancora Capitan Tedesco, in volata per Giuseppe Iezzi, ancora Giuseppe Iezzi. La palla viene messa in mezzo per Chris Gueye, viene fischiato il fuorigioco, ma che azione da parte del Canicattì. L'arbitro è pronto a fischiare, parte Santo Privitera, la palla arriva in mezzo e arriva il gol da parte di Selin e il Canicattì la sblocca, arriva il vantaggio. È finita la gara tra Canicattì e Pro Favara, è 1-0 al tipice fischio da parte del signor Carlo Bassoli della sezione di Monza, il Canicattì che continua ancora a vincere in questo percorso importantissimo del campionato, adesso è a più 11 visti anche appurati gli altri risultati degli altri campi. Adesso l'immagine è quella dei calciatori del Canicattì che vanno sotto l'ipotetica curva fuori dallo stadio e adesso l'invito rivolto a tutti i tifosi, sempre se la burocrazia lo permetterà, è quello di venire la prossima domenica allo stadio Saraceno di Ravanusa per essere tutti assieme a festeggiare questo campionato. Vittoria del gruppo. In settimana abbiamo avuto delle difficoltà, non sono alibi, però ne abbiamo passate tante perché ci sono stati tantissimi ragazzi che hanno avuto delle difficoltà, però chi è stato chiamato in causa ha dato il massimo, ma non avevo dubbi perché questo gruppo ogni giorno dà veramente tantissime soddisfazioni. Sapevamo di affrontare una squadra che nel girone di ritorno dopo di noi aveva fatto più punti di tutti, quindi questa vittoria vale il doppio, perché reputo il Favara una grandissima squadra. Ma devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché oggi, come al solito, ma però oggi perché c'era qualcosina in più per tutto quello che avevamo visto in settimana, e hanno dato veramente l'anima, hanno dato vita a una grandissima prova. Direttore Graziano Strano, ma a questo punto questo Agragas 2018 può veramente aspirare ad arrivare altissimo nella griglia playoff, attualmente al secondo posto, ha ripreso il cammino con più determinazione adesso con l'arrivo anche di Terranova? Ma guarda, stiamo parlando di uno degli allenatori più preparati della Serie D, che ha scelto di cuore e naturalmente torniamo sempre a quel discorso, chi non vorrebbe andare ad Agrigento a fare l'allenatore, il direttore? Io per partito preso devo anche avere un pezzo di cuore ad Agrigento, perché c'è mio nipote Angelo che in questa sezione di mercato è stato acquistato dall'Agragas. Sì. Il mister Terranova l'ha voluto fortemente quando ha saputo che era in rotta col Taormina, quindi è andato, Angelo si trova benissimo. Complimenti all'Agragas che è stata rifondata da Peppe Cammarata per la seconda volta, sono venuti e andati tanti giocatori. È stato bistrattato il lavoro di Giuseppe, ma ad oggi il lavoro di Giuseppe dice che l'Agragas è secondo. Certo, dalla base del lavoro di Giuseppe, Terranova adesso con qualche suo giustamente inserimento tattico ha fatto sì che i conti
adesso sono un po' più chiari, Sono più chiari. e probabilmente a questo punto è l'Akragas la seconda forza di questo girone. Ad oggi, come abbiamo detto prima per la Serie D, l'Akragas sta dimostrando più continuità. Fino a 2 settimane fa c'era la Don Carlo Missilmeri che sembrava irraggiungibile. È vero, è vero. Purtroppo Tra poco parleremo proprio anche della però è squadra è anche vero che l'Akragas sta facendo un lavoro importante. Guardiamoci gli highlights, vittoria 1-0 contro il Castellammare per la squadra agrigentina. Ottava di ritorno in eccellenza girone A, partita importantissima soprattutto per l'Akragas che ha vinto le ultime 3 partite segnando tanti gol. Inizia adesso Akragas Castellammare, il consueto schema bianco-azzurro, lancio per Pavisic, la palla filtra e poi fa buona guardia la difesa del Castellammare, Majorano mette giù il pallone, poi Pirrone prova ad uscire dalla difesa il Castellammare, rimessa con le mani per la squadra di Castellammare. Di Bartolo anticipa Pavisic, ma arriva prima sul pallone Finessi, la conclusione di Finessi! Di Paola salva il Castellammare, Akragas vicina al vantaggio all'8° della ripresa. Prestia, la Vardera pronta al cross, basso sul primo palo, lontana Adamo, male. Allora Majorano, la conclusione di Paola. Servito Prestia. Col sinistro morbido per Pavisic, la palla è lì, Finessi sbaglia un gol clamoroso, fischia Comito, parte Pirrone, un passaggio, attenzione, invitante per Maltese, la conclusione, Aruscia, parte Prestia, palla in aria per Pavisic, Adamo la tocca, poi Cipolla, il capitano, ancora Cipolla, ma sul fondo, il cross per Pavisic, anzi strano la conclusione, poi la Vardera, altra chance Akragas, allarga il gioco a memoria benissimo per Prestia che mette giù il pallone da gran campione, Prestia punta l'avversario, entra in area, va giù, calcio di rigore, fischia Comito, parte Pavisic, la conclusione, gol, portiere a sinistra, pallone a destra in fondo al sacco e l'Akragas spacca la partita con Santiago Pavisic. 1-0 per l'Akragas. Il tocco di Milana, la Vardera giù, si prosegue per il vantaggio, Finessi, palla gol per l'Akragas, Finessi, la conclusione, esterno della rete. Akragas vicinissimo al 2-0, contropiede chirurgico e poi esterno della rete. Ancora Prestia, la finta su Milana, Prestia vuole il fondo, finta le cross, poi Tarantino se ne va, entra in aria, Tarantino, la conclusione deviata, traversa clamorosa dell'Akragas, si salva il Castellammare, finisce qui, vince l'Akragas, 4ª vittoria di fila, battuto un ostico e scorbutico Castellammare grazie al gol sul rigore nel primo tempo al 43esimo di Pavisic, l'Akragas che balza al 2° posto della classifica. Quando le vittorie sono sofferte sono anche più belle, anche se onestamente devo essere sincero, è la migliore prestazione dell'Akragas da quando sono l'allenatore di questa squadra. Oggi i ragazzi sono stati eccezionali, nella prima frazione di gioco siamo riusciti ad uscire un paio di volte, a creare tante situazioni da rete, poi bloccato il risultato, potevamo chiuderla prima, abbiamo rischiato soltanto su alcune situazioni sporche, però era giusto così. Sapevamo di avere poca profondità, dovevamo essere bravi a sfruttare qualsiasi tipo di situazione. È una vittoria che ci dà ancora di più autostima, una vittoria che ci fa lavorare con più serenità, una vittoria che ci consente di guardare il futuro essendo molto più positivi rispetto a prima. Che è successo con la Don Carlo Misilmeri? Io credo che dopo questo momento super positivo con tanti risultati dalla loro, adesso dopo questa sconfitta anche pesante in casa contro il Canicattì arriva questa ennesima fermata,
una Don Carlo Misilmeri che forse deve a questo punto resettare, perché sennò rischia veramente poi di non trovare una posizione idonea per i playoff. Ma io ti dico, forse sono io che perdere uno scontro così importante in casa 0-4 non è facile, non è facile perché ci sarà un lavoro di preparazione per tutta la settimana, ci sarà la carica del presidente, la carica dell'allenatore, fra loro stessi giocatori, però poi quando tu prendi 4 ceffoni in casa e chiudi il campionato, perché il campionato si è chiuso lì. Sì, probabilmente, almeno per la vetta sicuramente. Per la vetta si è chiuso lì, perché se da 7 puoi arrivare a 4, cioè è tutta, invece di trovarti a 4 punti ti sei trovato a 10 punti. Certo, è che è molto strano, hai detto bene, perdere in casa contro il Canicattì 4-0, però è anche vero che tu come Don Carlo Misilmeri all'interno non hai dei ragazzini. Evidentemente Sì, c'è stato un momento di totale sbandamento. Sì, però Ettore, io credo che al di là di tutto, lo sai, l'equilibrio, perché oggi hanno preso 3 sberle, sì. questi che sono una squadra importante, veramente molto importante, con giocatori di categoria che gli sta molto stretta, Adesso hanno preso 7 gol in 2 partite. Sì, sì. C'è qualcosa che non va allora. Qualcosa si è rotto. Speriamo insomma che possano riprendersi, perché la qualità di questa squadra Speriamo, perché Salvo Udro è uno che lavora e purtroppo si sarà rotto qualche meccanismo. Dispiace tanto, perché il presidente Cottone è una persona squisita che ho avuto il piacere di conoscerlo quest'estate, una persona che crede nel progetto Misilmeri, sta spendendo tanto per il progetto Misilmeri, però oggi i risultati purtroppo vedi in 2 partite è come se è andato in fumo tutto. È vero, una Mazzarese .2 che comunque conferma di essere veramente anche lei una mina vagante in questo girone A del campionato di eccellenza. Guardiamo gli highlights, vittoria proprio della squadra mazzarese 3-0 contro la Don Carlo Misilmeri. La squadra ha fatto 14 risultati consecutivi, quasi tutto un girone. Adesso abbiamo perso 2 partite, ci può stare, purtroppo le abbiamo perse in maniera rotonda. C'è un po' di amarezza e soprattutto un po' di rabbia, perché io vivo quotidianamente questo gruppo e so come lavorano ogni giorno, con quale cattiveria, con quale intensità, con quale fame. Mi dispiace perché i ragazzi questa settimana hanno fatto una grandissima settimana, nonostante la brutta battuta d'arresto. Quindi non rispecchia quello che avevamo fatto in settimana, la prestazione e i risultati. Però questo è un periodo negativo, succede a tutte le squadre del mondo. C'è un periodo della stagione dove ti gira tutto male, purtroppo sta arrivando il momento buio della stagione e dobbiamo essere compatti, uniti, capire come, che se cominciamo con un perché diventa un casino, quindi dobbiamo capire come tutti insieme. Non eravamo dei fenomeni 14 partite consecutive fa, ripeto, non siamo neanche dei troppi adesso. Abbiamo la qualità, le armi e la realtà dei rapporti per riguardarci in faccia senza ricominciare di nuovo a pedalare, sapendo che quando succedono queste cose bisogna andare al campo e lavorare. Vediamo un attimino insieme a loro come abbiamo sempre fatto, per risolvere
diciamo, un periodo, no, però ripeto, veniamo da 14 sconfitte consecutive, da 9 risultati negativi, sono state 2 partite consecutive dove siamo intoccati. Adesso lavoriamo, abbiamo sempre fatto e cercheremo di ricompattarci, non sposando nessuna cultura di alibi, perché alibi, scusate, bisogna trovarlo mai, ma bisogna capire come. solidali l'un con l'altro, ci siamo capiti, abbiamo litigato, abbiamo messo in campo le idee convergenti, a volte divergenti, ma abbiamo fatto diventare la Mazzarese un tutt'uno. Quindi io mi limito esclusivamente, mister Jacopo ha fatto l'analisi tecnica, a fare dei ringraziamenti. Oggi il pubblico ci ha emozionato, oggi i giocatori mi hanno emozionato. Credo che abbiamo emozionato anche gli sponsor, che erano quasi tutti presenti al Nino Vaccara e hanno avuto modo di comprendere meglio dal vivo cosa stiamo facendo. Per quanto mi riguarda, vorrei chiudere questa intervista ringraziando la mia famiglia, che su quello che io ho sempre fatto, sia nelle attività imprenditoriali sia anche nell'attività ludica in questo caso, la SC Mazzarese mi ha sempre sostenuto, mi ha sempre supportato, e se oggi la Mazzarese ha regalato questa pagina straordinaria per la città, permettetemi di ringraziare la mia famiglia, che sotto questo punto di vista mi rende forte in tutto quello che io faccio. Quindi è ovvio che voglio condividere tutto con gli sponsor, voglio condividere tutto con gli sportivi, voglio condividere tutto con tutti, perché quando si realizza un miracolo del genere non lo si fa da soli, però non l'ho mai fatto, diciamo, in questo percorso della Mazzarese, ma vi assicuro ci sono stati momenti dove ho dovuto fare l'appello a tutta la mia capacità di tolleranza, ho fatto un po' il tessitore assieme ai miei amici che mi hanno sostenuto a titolo gratuito. Ritengo che sia doveroso ringraziare la mia famiglia che mi dà questa forza, e quindi spero che continuerà a darmela e poter, assieme a tanti altri, scrivere pagine importanti per lo sport e del calcio a Mazzarese. Dobbiamo fare la battuta sull'Enna. Da dove iniziamo? Da tuo fratello, che ha comunque resettato tutto, ma veramente resettato tutto. Ha dato, secondo me, esperienza, mentalità, convinzione, determinazione, cattiveria. Sì. E a questo punto io credo che anche l'Enna possa diventare... No, ma oggi loro sono dentro i playoff. Sono dentro i playoff. Il primo obiettivo attualmente, in questo momento, è raggiunto. Il primo obiettivo, che era l'obiettivo, credo che si erano prefissi prima. C'è anche da elogiare il lavoro fatto da Sebbi Catania in questo anno e mezzo. È stato sfortunato, perché il Covid proprio ad Enna è stato quello che ha distrutto tutto. Da una parte c'è il ringraziamento, naturalmente, quello che ha fatto anche mister Strano al lavoro svolto da Sebbi Catania, e c'è un lavoro svolto nel giro di 2 mesi. Il buon Pippo Strano è arrivato giocando domenica e mercoledì sì, per 8 giornate, quindi è stato, tant'è che oggi l'Enna si ritrova a giocare in campo con 5 under, di cui 2 erano 2005. E quindi perché c'ha l'infermeria piena, perché sono arrivati alla frutta i giocatori. D'altra parte non puoi giocare ogni 3 giorni. Ma dall'altra parte è stata una follia fatta dalla Lega. Per cercare di recuperare il calendario. Sì, però ci sono state squadre come l'Enna, che doveva recuperare 5 partite, che si è trovata a fare 8 partite in un mese. È vero. Voglio chiudere su questo girone parlando della Nissa, del nostro amico Arialdo Giammus, grande il presidente grande. vulcanico, io oserei dire, della Nissa, che ha ripreso un po', adesso con questa ennesima vittoria, un po' il passo prospettiva playoff, leggermente attardata, però è anche vero che ancora
insomma un po' di partite ci sono da giocare. Sì, ci sono un po' di partite da giocare, mi piace sottolineare, al di là della piazza che purtroppo ha qualche problema con la gestione Giammusso, il lavoro fatto da Bognanni, perché se la squadra si trova lì sicuramente non gliel'ho portata io. Certo. Gliel'ha portata il presidente Giammusso, che è di tasca sua, sborsa, paga e mantiene questa squadra. È solitario. È un solitario. Sarebbe bello che l'imprenditoria nissena aiutasse questo galantuomo che ama i colori della Nissa bianco-scudati e che vorrebbe portarli il più in alto possibile. È anche vero che non si può sobbarcare uno da solo una spesa tale da poter vincere un campionato di eccellenza. È vero, soprattutto in questo girone, in questo girone, tant'è che ha dovuto rimodulare e nella rimodulazione ha mantenuto sempre un target alto. È vero. Guardiamoci gli highlights, vittoria della Nissa 1-0 contro il Mazara Calcio. Maglia bianco-scudata per quanto riguarda la Nissa, in giallo invece a inserti blu c'è il Mazara. Al minuto 8 calcio di punizione per il Mazara, Mudu con il sinistro non inquadra lo specchio della porta, prima chance anche per la Nissa, qui lo scarico di Reducci per Rizzi, cerca il mancino di prima intenzione, impegna Pizzolato, poi libera la retroguardia giallo-blu al 15°, Reducci prova a saltare il portiere col colpo di testa, non può arrivare all'appuntamento con il gol. Al minuto 33 ancora il numero 9 della Nissa, azione travolgente, riesce a passare sul primo avversario, di fisico e di tecnica anche sul secondo, dal fondo cerca la conclusione, trova solamente l'esterno della rete. Al minuto 40 la Nissa continua a spingere per cercare il gol del vantaggio, ripartenza fulminea con la sfera che viene allargata a destra, poi torna per vie centrali dove c'è Mattia Reducci, se la sistema, cerca la conclusione potente, centrale, viene respinta da Pizzolato, fischia 2 volte il direttore di gara e manda le due squadre a riposo. 0-0 tra Nissa e Mazara, gara vivace, bene i padroni di casa che però fin qui non riescono a battere l'estremo difensore Pizzolato. Partiamo col film del secondo tempo, il Mazara ci prova con un'azione sulla destra, arriva il cross nell'area di rigore della Nissa, un po' di confusione, doppio tocco, Madù va a servire per Costantino, il suo tentativo non può impensierire l'estremo difensore Kebba, primo cambio per mister Bonfatto, esce Rizzi ed entra Pardo al 64°, calcio di punizione di Ilario, respinge Pizzolato, ma lì c'è Dario Conti che trova il vantaggio della Nissa in spaccata, ribadisce in rete un gol che può valere la seconda vittoria consecutiva per la formazione di mister Bonfatto, esultanza scatenata, King Kong come Giorgio Chiellini per Dario Conti quando esce dal terreno di gioco Caronia, al suo posto Priola, ma non c'è più tempo al comunale di Campofranco, può esultare la Nissa che conquista il secondo successo consecutivo dopo il 4-2 contro la Dolce Onorio Marsala e sale a quota 37 punti in classifica. Un cordiale saluto come sempre, alla prossima. Insomma, questo girone A regalerà sino all'ultimo tantissime emozioni, la griglia playoff probabilmente con qualche scontro diretto prossimo sarà un po' più chiara, il Canicattì, diciamolo pure, a mezzo piede, forse più di un piede. Io dico che ha vinto il campionato, nel senso si toccheranno i tifosi del Canicattì, ma è fatto col cuore, è fatto col cuore. Però ci piace rispetto al girone B che almeno sono quelle 5-6 squadre che sono possono 7-8 che sono sullo stesso livello, che poi oggi il Canicattì li abbia staccate, quello è un altro paio di maniche, ma ci sono squadre importanti, vengo a ripetere, come l'Agragas, come l'Enna, come la Mazzarese. Stesso Profavara, no? Che ma lo stesso Mazzara che io ho avuto l'onore di battere in Coppa Italia, ha un allenatore che si chiama Domenicali, ha giocatori, non ultimo arrivato, certo. Ha giocatori molto importanti, Punzi, Pizzolato, Guaiana, El Mauri, Sami, El Mauri, poi ha un management importante, Saverio Provenzano, Gigi Prestigiacomo, il dottore Scaturro. Cioè, il Mazara era proiettato purtroppo il campo a volte ti dice tutt'altra cosa. E mi sa che per questa stagione i giochi sono fatti. Purtroppo questa stagione secondo me rifonderanno e l'anno prossimo si parlerà di Mazara molto. Sono convinto pure io. E adesso parliamo subito del girone B, del campionato di eccellenza.
Anche qui, ottava giornata del girone B del campionato di eccellenza, guardiamo subito i risultati. Città di Taormina che perde in casa 3-0 con la Ionica, Acicatena Santa Croce 1-1, Città di Via Grande, Città di Siracusa 0-0, Ragusa Calcio batte Virtus Ispica 2020 2-0, Real Siracusa Belvedere batte Carlentini 3-2 ed infine Nebros batte SC Palazzolo 1-0. Ha riposato l'Atletico Catania e l'Igea 1946. In classifica attualmente abbiamo la Ionica FC con 53 punti, con 51 Igea 1946 e Ragusa Calcio, con 36 il Carlentini, 33 Nebros, 32 Città di Siracusa, con 29 Città di Taormina, 22 punti per l'SC Palazzolo, 21 Real Siracusa Belvedere, con 19 Acicatena e Virtus Ispica 2020, 13 punti il Santa Croce, 11 Città di Via Grande, chiude la classifica l'Atletico Catania con -2. Domenica prossima, di nuovo tutti in campo, eccolo qua il tabellino degli incontri, Carlentini Città di Taormina, Città di Via Grande SC Palazzolo, Igea 1946 Ragusa Calcio, Nebros Acicatena, Santa Croce Real Siracusa Belvedere, Virtus Ispica 2020 Atletico Catania, riposeranno Città di Siracusa Ionica FC. Guarda caso vorrei proprio partire dalla partita di domenica prossima, giocherete a Barcellona contro l'Igea 1946. Graziano, a questo punto cosa succede? Avete già la Coppa, giocherete domani il turno d'andata contro il Locri, giocherete poi domenica praticamente questo scontro importantissimo per la classifica, guarda caso poi il mercoledì successivo avrete il ritorno con il Locri e poi in campo la domenica contro la Ionica FC. Sì, insomma, sì. Avete un tour de force pazzesco. Da dove iniziamo? Iniziamo dal dire che ho sentito tante chiacchiere su questa classifica, però forse qualcuno non la legge bene la classifica. Non la leggono perché sono convinti che sono tutti a parità di partite, invece non è così. Non la leggono bene la partita, non le leggono bene. Ma non le leggono bene non gli addetti ai lavori, quelli che sono nello stesso girone mio. Io ho, se tu vai a vedere le partite, la Ionica ha 53 punti, ma ha 21 partite. Infatti. Sotto la domenica prossima. Sotto la Ionica c'è una squadra che si chiama Ragusa Calcio che ha 19 partite. Sotto la Ragusa Calcio c'è l'Igea che ha 20 partite. Quindi è una classifica certamente non non più chiara. 1 fa 2, non fa 5. Vabbè, però ciò non toglie che la partita di domenica contro l'Igea la partita è di domenica, una partitona. La partita di domenica contro l'Igea è una partita fondamentale. Però ci sono tante cose che dobbiamo mettere sul tavolo. Noi arriviamo su questa partita, secondo qualcuno sfatti, non sfatti, noi abbiamo una rosa di 20 giocatori che il nostro mister ha avuto dopo dicembre. Quando noi abbiamo giocato contro l'Igea la prima partita, purtroppo noi eravamo a corto di organico. Voi perché non c'erano disponibilità, perché ricordiamoci che io ho avuto la fortuna di poter prendere dopo la debacca del Biancavilla Maimone, dopo la debacca della Leonzio Godino, quindi sono riuscito, grazie all'intervento della società che me l'ha permesso, a prendere dei tasselli importanti che mi vanno a chiudere la rosa per poter competere sia da un lato, che era la Coppa Italia, sia da un altro lato. Anche perché, come dice il buon mister Raciti, il Ragusa non ha seconde linee, perché se manca Randis c'è Belluso, se manca Belluso c'è Cornazzani e via via dicendo, se non c'è Di Martino c'è Busà, se non c'è Sperrazza c'è De Rios, quindi quando io sento parlare delle altre squadre, oggi mi è mancato, non mi piace, non è rispetto per i tuoi calciatori. Condivido questa cosa, hai perfettamente non esiste ragione. Completamente. Ragione. Io ho la fortuna di gestire un gruppo di uomini che sono stati scelti perché sono uno uguale a un altro. Sono 2 per ogni ruolo, ma sono uno uguale a un altro. Quando me ne manca uno, e a me è mancato per 5 giornate uno dei giocatori più forti della categoria, che si chiama Alessandro Randis. Conosciamo il suo curriculum ed è certamente eppure una io pedina fondamentale. ho vinto, qualcuno dice sempre il buon Stefano Baresi, io lo voglio bene perché è un mio fratello, l'Igea Virtus ha numeri importanti,
Ma forse si confondono, perché anche dall'altra parte ci sono numeri un poco più importanti. Ma io non credo che l'Egea 1946 stia sottovalutando il Ragusa. Qualcuno della sua squadra c'è stato che ha avuto parole di elogio solo per loro, ma ci sta, è giusto così, però io non mi sono mai permesso di dire e fare contro le altre squadre, io guardo sempre a casa mia. Voi comunque a Barcellona ve l'andrete a giocare, secondo me, anche perché No, Filippo... gliela facciamo vincere allora la partita. No, dico, ve l'andrete a giocare perché Filippo non è uno che sta lì a aspettare, è uno che se la gioca. Ma l'abbiamo dimostrato, l'abbiamo dimostrato quando siamo andati anche in un campo importantissimo che è quello di Siracusa. È vero, è vero. La terza incomoda dovrebbe essere questa Ionica che vince facile contro il Città di Taormina. Una Ionica che con la sua nidiata di argentini fa un po' paura? No, paura no. Tanto rispetto, tanta... Paura no. Paura da Ionica no. So, ma no, ottimista. assolutamente no. Torniamo al discorso della Gelbison. Ho capito. Capisci? Va bene, va bene. Allora guardiamoci questa vittoria 3-0 contro il Taormina per quanto riguarda la Ionica FC. Tempo di derby al Bacigalupo con il Città di Taormina che ospita la vicecapolista Ionica i Santa Teresini. In caso di vittoria quest'oggi al Valerio Bacigalupo potrebbero scavalcare l'Igea capolista, ma che oggi osserva il turno di riposo. Emanuele allarga a sinistra dove c'è Orazio Urso, si può distendere la manovra del Città di Taormina. Urso sfrutta il movimento di Emanuele, si accentra, va col destro, Lucero lo mura, poi ci prova Salvostrano al volo dall'alta, rimessa con le mani di Gaciardo, la tocca Donzuso di testa, diventa buona per Peppe Savoca al volo, Sanné fa un miracolo, calcio d'angolo, Gaciardo sul pallone, la mette dentro, la tocca Alessio Emanuele, e 1-0 per la Ionica. Si sblocca dopo un quarto d'ora il punteggio, una sfortunata autorete del capitano del Città di Taormina. Corner corto verso Salvostrano che la gira dietro su Urso, la mette profonda di prima intenzione, Romano sbaglia l'uscita, Pantano di testa sull'esterno della rete. Rimessa con le mani verso Nicolosi che può scodellarla al centro, Aquino libera di testa, alimenta l'azione Salvostrano, il tocco su Ancione, se la sposta sul mancino, la mette dentro, colpisce Biondo, forse con la schiena Lucero, per la parata di Romano. A Palardo ha guidato bene questa transizione offensiva della Ionica, il tocco su Cragnolini, il diagonale, blocca a terra Sanné. Buoni ritmi in campo, Micoli adesso apre dove c'è il solito Cragnolini a destra, un occhio dentro, la palla scodellata ancora verso Micoli, colpo di testa alto. Gaciardo tentenna, poi trova una gran traiettoria per Cragnolini sul fondo. Urso se la porta avanti col petto, ha un po' di spazio, Urso a sinistra, punta Di Martino, guadagna il fondo, Urso abbatte anticipato da Aquino. Per l'arbitro però si riparte una rimessa dal fondo, numero di Pappalardo in mezzo a 3, allarga il gioco verso Ortiz che punta Nicolosi, si sposta la palla sul destro, Micoli è tutto solo e fa 2-0. Difesa immobile del Città di Taormina, un gioco da ragazzi per Micoli a quel punto anticipare Sanné. Pantano sbaglia il disimpegno, Cragnolini davanti a Sanné, lo mura Sanné, calcio d'angolo, Tabares allarga verso Gaciardo, tocco sulla Plus in campo da una manciata di minuti, la Plus, gran gol. 3-0, partita chiusa, l'86esimo, ma Città di Taormina uscito dal campo dopo il raddoppio di Micoli. Tapares, Pappalardo, lanza, eccesso di confidenza sullo 0-3, Abate resiste a Tapares, calcia col destro, Romano in tuffo, poi De Marco prova ad alimentare l'azione, la mette dentro, Lucero lo chiude in corner. Trovato, c'è Ginago, il tocco troppo corto su Sanné, ne approfitta Di Martino, il rampallo lo favorisce, poi Di Martino a porta vuota centra un clamoroso palo. Non c'è il tempo per battere questa rimessa in gioco per Peppe Savoca, finisce qui, pesante 3-0 per il Città di Taormina. La Ionica porta a casa un successo che vale il primato in classifica in una graduatoria condizionata ovviamente da asterischi e partite in meno. Finisce anche con questa bella immagine di Alessio Emanuele in braccio il proprio nipote. Battuta finale sul Siracusa,
attardato, peccato perché insomma anche il Città di Siracusa, se fosse entrato nel gruppo playoff, avrebbe un po' rallegrato ancora di più questo girone B che è stato tormentato. Lo sappiamo benissimo cosa è successo con le due squadre che si sono ritirate, con credo una classifica che dimostri che ci sono 3-4 squadre e poi tutte le altre veramente giù. Proprio per questo vorrei fare un appunto. Oggi la Ionica si trova lì perché a me, come all'Ingea Virtus, hanno levato 3 punti. Loro con la Leonza avevano pareggiato. Quindi oggi loro hanno questi 3 punti che poi sono 2 punti in più, ma se fosse rimasto tutto come prima erano 2 punti sotto. Tornando al Siracusa, devo fare i complimenti a un uomo straordinario che si chiama Salvatore Montagno Grillo, che ha ricompattato e rifatto innamorare per un periodo, purtroppo il periodo non lo accompagna, la città di Siracusa, perché ha messo tanto amore e tanto afflato e ha riconquistato la città di Siracusa nel venire vicino a questa squadra. Purtroppo i risultati non gli stanno dando ragione, però il lavoro svolto dal presidente Montagno è un lavoro importante. In prospettiva. In prospettiva, e io spero col cuore che il Siracusa torni dove merita di stare. Bene, allora abbiamo chiuso anche la parentesi dedicata al campionato di eccellenza. La battuta finale con il direttore dell'area tecnica del Ragusa Calcio, Graziano Strano, la voglio fare con questa bella coppa che ho qui alla mia sinistra. Che emozione hai provato tu personalmente? Hai vinto tante manifestazioni, però è anche vero che quando si vince è come se fosse sempre la prima volta. Guarda, ti dico la verità, me ne hanno dette di tante, perché dicono che io sono un uomo social, che in termini catanesi faccio troppo polpette. E io nella dichiarazione con Paolo Munafò, tuo collega, che ho inserito tra l'altro nel che ha inserito che io le polpette le faccio, ma me li mangio. È vero, è stata, non so se è stata polemica o meno, però... Sì, polemica no, perché lo sai cos'è? Io, non per falsa modestia, ho vinto 3 campionati di eccellenza e sono stato sempre una persona per bene. Qua appena vincono, con tutto il rispetto della una Coppa Italia, sono diventati i migliori direttori del mondo. Io ho detto tante volte, prima fate quello che ho fatto io, poi ne parliamo. Sia col mio mister che col mio gruppo società, col mio gruppo squadra, sono questo. E i giocatori si sentono tranquilli, non hanno il dacta del direttore, il direttore c'è. Fa il direttore quando deve fare il direttore, fa l'amico quando deve fare l'amico. Giusto. E finisce là. Un sogno per chiudere? Andare a lavorare col Catania. Ah, bene, tra l'altro insomma un progetto forse realizzabile, perché insomma non sappiamo che cosa succederà, vedremo, chissà. Grazie Graziano, gioco di parole, e in bocca al lupo per la partita di domani contro il Locri, che a sua volta ha già vinto comunque il suo girone di eccellenza, quindi il prossimo anno giocherà già in Serie D, però insomma si dice che vuole vincere anche la Coppa, quindi sarà una bella partita. Perché la vinca, tanto io già una l'ho vinta. Grazie a Graziano Strano, noi ci fermiamo, brevissima pausa pubblicitaria e poi subito con i nostri nuovi 2 ospiti con i quali parleremo del campionato di promozione. A tra poco. Eccoci rientrati dopo lo spazio pubblicitario, siete ancora con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai.
Una prima parte intensa con il direttore dell'area tecnica del Ragusa Calcio, Graziano Strano. Tra l'altro abbiamo con lui anche raccontato le emozioni della vittoria della Coppa Italia qualche settimana fa proprio contro il Mazzara Calcio. Adesso parliamo del campionato di promozione, lo facciamo con i nostri due ospiti che sono venuti a trovarci qui nei nostri studi. Abbiamo il presidente dell'FC Motta, Mario Patti. Buonasera, Presidente, grazie. Che tra l'altro rivedo dopo averlo incontrato qualche anno fa in prima categoria, appena vincenti nel campionato di prima categoria. Adesso una ci buona racconterà speranza. tutta la bella esperienza invece di questa bella stagione in promozione. Una bella stagione la sta vivendo anche lo Sporting Eubea e abbiamo con noi l'allenatore Alessio Catania. Ciao Alessio, ben trovato, complimenti perché da un paio di settimane siete diventati la vera mina vagante di questo girone D. Complimenti. Grazie per l'invito intanto. Ma che cosa è successo? Forse con il nuovo campo, la nuova struttura, avete trovato nuovi stimoli? No, diciamo che l'assestamento iniziale ci voleva, anch'io sono nuovo della società, quindi tutto lo staff tecnico è cambiato, quindi diciamo che abbiamo ricostruito un po' anche il parco giocatori perché con la sospensione dei campionati anche la società ha voluto cambiare. Sì. Quindi non dobbiamo neanche dimenticare che per tutto il girone di andata siamo stati ospiti a Francofonte perché con la costruzione del nuovo Manderboso. Questa è una sofferenza, È una sofferenza. Diciamo che anche lì nella parte finale abbiamo raggiunto qualche risultato importante, però all'inizio, anche se il campo diciamo che è un campo sintetico di ultima generazione, quindi non deve essere data la colpa al discorso tecnico, però è anche vero che non eri in casa e abbiamo giocato quasi tutto il girone perché siamo rientrati a Licodia nell'ultima partita del girone di andata. E da lì poi pian pianino, punto dopo punto. Diciamo che abbiamo fatto 12 risultati utili consecutivi in campionato e se dobbiamo mettere la Coppa sono 16 risultati utili consecutivi perché in Coppa siamo andati avanti con lo Scordia con 2 pareggi e poi col Comeso siamo usciti anche per 2 pareggi. Quindi... Diciamolo pure, in questo momento siete una squadra in ascesa. Dai. Sì, Okay. perché gli ultimi risultati diciamo avete battuto anche il Mazzarrone. Abbiamo battuto il Mazzarrone, il Gela che era una candidata ed è una candidata anche a vincere il campionato e non per ultimo anche ieri abbiamo giocato a Priolo nel campo di Simone di Siracusa, che anche il Priolo è un'ottima squadra, una squadra formata da diversi giovani, un mix giovani grandi che sta facendo bene e quindi anche ieri non è stata una partita semplice, quindi noi continuiamo il nostro cammino perché abbiamo sempre detto che nonostante tutto siamo partiti un po' a rilento, però c'è un organico e un gruppo importante. E ci stai lavorando, complimenti. Quando parlo di Sporting Eubea e parlo della nuova struttura del campo, io penso a Motta e penso a lei Presidente che già quando eravate ancora in prima categoria soffrivate questa struttura che certamente non è idonea. Tra l'altro, se le cose dovessero andare in una determinata maniera, quello dovrebbe diventare un campo di eccellenza, è omologato per l'eccellenza, ma certamente non è un campo da eccellenza. Ci siamo incontrati con l'amministrazione, ci sono buone speranze, speriamo che ce la facciano di qua, diciamo, all'inizio campionato prossimo, sempre se noi vinceremo la nostra categoria. Ma voi siete ottimisti? Perché fino adesso comunque avete dimostrato di avere una bella squadra, ve la state giocando alla grande, Leonfortese, Realaci, siete lì? No, siamo lì, noi abbiamo preso qualche giocatore diciamo, all'ultimo minuto proprio per fare il salto di categoria. Non ci nascondiamo, ma siamo lì perché ci crediamo. Tra l'altro avete pareggiato questo scontro diretto sabato scorso contro la Leonfortese che sulla carta una buona squadra. La squadra accreditata ufficialmente alla vittoria finale. Una buona squadra, abbiamo fatto un ottimo risultato, anche un buon gioco, diciamo, è andato bene e siamo stati veramente soddisfatti. Ci hanno fatto diciamo, i complimenti perché è stata una bella giornata di sport. Realaci vi fa paura? Realaci, i ragazzi si conoscono fra di loro, certo
è una buona squadra, cattiva sul piano di gioco, ce la giocheremo anche con loro perché dobbiamo andare anche ad Acireale. Infatti saranno gli scontri diretti che determineranno. Sicuramente gli scontri diretti faranno la differenza, sì, è vero, è vero. Bene, partiamo subito con il girone A del campionato di promozione. Sesta giornata del campionato, guardiamo subito i risultati. Partinica Audace batte Camarat 2-1, Fulgatore batte Gangi 2-0. Città di San Vito Lo Capo batte Lascari Cefalù 2-1, vittoria del Resuttana San Lorenzo 3-1 contro il Raffadali, Super Giovane Castelbuono batte Alba Alcamo 2-0 ed infine Casteldaccia batte Villabate 3-0. La partita Città di Carini, Folgore e Castelvetrano si giocherà domani 9 marzo. In classifica abbiamo la conferma della squadra palermitana del Resuttana San Lorenzo, in testa con 46 punti, 42 Casteldaccia, 35 Folgore Castelvetrano, con 33 Fulgatore e Gangi, con 32 Raffadali 2018, 30 punti Lascari Cefalù, 27 Alba Alcamo, 24 Città di San Vito Lo Capo, con 17 punti Città di Carini e Partinica Audace, 15 Camarat, 13 Super Giovane Castelbuono, 11 punti il Villabate. Città di Carini e Folgore e Castelvetrano una partita in meno. Partiamo proprio da questo girone A, che è un girone con tantissime squadre importanti blasonate, da Alcamo a Castelvetrano, ed è la conferma che il campionato di promozione, e voi insomma che lo state disputando alla grande, non è un campionato certamente facile. In questo girone A adesso c'è una realtà che si chiama Resuttana San Lorenzo di Palermo, è proprio un quartiere di Palermo, che ambisce a sostituire il CUS Palermo in eccellenza. Certo. Io credo che ci siano insomma le qualità e le potenzialità, Presidente. Sì, senza dubbio, io non lo conosco bene questo girone. È un po' lontano rispetto a voi. Un po' lontano, sì, di più diciamo mi faccio qualche diciamo qualche sguardo nel girone D. Visione su quello del D, giusto? Sì, perché ci sono stato anche come società in quel settore, quindi ma questo lo conosco poco, diciamo, non lo seguo proprio. È caratteristica di questo girone avere proprio all'interno squadre blasonate, Partinico, lo stesso Gangi, cioè il campionato di promozione non è più un campionato facile. Già l'abbiamo visto con l'eccellenza di quest'anno. È vero, il girone A il girone B, diciamo che purtroppo sono state delle società che si sono ritirate e quindi lascia il tempo che trova, è stato un po', non dico falsato, ma quasi, con purtroppo le società alla C Sant'Antonio che si è ritirata. La stessa Sicula Leonzio, no? La Leonzio stessa, purtroppo sono cose che dispiacciono perché uno che fa calcio capisce, diciamo, i sacrifici che si fanno e purtroppo è questo. È vero, è vero. La griglia playoff, mister Catania, a questo punto insomma c'è bagarre perché abbiamo il Casteldaccia che tra l'altro proviene dal campionato di eccellenza, la Folgore Castelvetrano che insomma in fatto di blasone non scherza neppure, abbiamo il Fulgatore, abbiamo il Gangi, abbiamo anche il Raffadali. Come vedi la vittoria finale soprattutto per il Casteldaccia? Lì sono tutti, diciamo, come hai detto tu, sono società che hanno fatto anche categorie importanti, quindi diciamo che se la giocheranno, sono tutte cittadine vicine, il Palermitano blasonate per giunta. Blasonate, il Palermitano è stato sempre un girone difficile, anche come diceva il Presidente, dalla parte nostra è difficile. Io, essendo che sono di Gela, forse era più semplice quando c'era qualche squadra di Gela, ma anche lì era difficile andare a giocare in quel girone. Mi tiri insomma il gancio giusto parlando di Gela, però tra poco, perché poi parleremo del Gela quando parleremo del girone D, perché proprio Gela è la conferma che una società così blasonata, una cittadina così blasonata debba ancora comunque soffrire in promozione, no? Eh sì, purtroppo a Gela ci sono stati tanti campionati di Serie D. E tanti sbagli. Diciamo che
Il calcio importante a Gela è stato quando Bonanima dell'ingegnere Tuccio ha fatto tanto e bene. E anche lui ha fatto anche annate in Serie C, era uno molto passionale, il calcio lo sentiva, era uno che metteva tanti soldi e tanta passione, però purtroppo quando non ha più avuto questa voglia di portare avanti questo progetto, sono cambiati tanti presidenti e quindi purtroppo poi è fallito in un modo così molto. Io faccio parte di quella realtà perché ho fatto per 2 anni la juniores del Gela Calcio. Del Gela, quindi conosci la realtà. Quindi conoscevo la realtà con l'ingegnere Tuccio prima e dopo chi l'ha seguito dopo. E quindi purtroppo noi anche a livello giovanile abbiamo fatto 2 anni consecutivi la vittoria dei campionati juniores regionali, siamo andati a fare pure le fasi nazionali, quindi avevamo iniziato un percorso che poteva essere a lungo termine. Ormai però fa parte del passato, hai girato pagina, sì, ma adesso l'impegno in promozione non è da sottovalutare, no, per uno che viene dal settore giovanile. No, infatti diciamo che penso che questi campionati è importante anche valorizzare tanto il prodotto locale e i giovani. A questo punto parliamo subito del girone B. Anche qui si è giocata la sesta giornata del girone di ritorno, i risultati sono questi: Gescal che perde in casa 2-1 con il Sinagra Calcio, Torrenovese batte Atletico Messina 1-0, Profalcone Rocca Acquedolcese 0-0, Sant'Angiolese batte Stefanese 4-0, Valdinisi Messana 1966 1-1, rinviata al 16 di marzo la partita Castelluccese Promende, così pure Milazzo Gioiosa. Adesso in classifica in questa giornata troviamo la Torrenovese con 38 punti, con 36 Rocca Acquedolcese, con 35 Promende, 31 per Messana 1966 e Milazzo, con 30 il Profalcone, 28 Sant'Angiolese, 23 Atletico Messina, 22 Castelluccese, con 19 la Gescal, 17 punti per il Gioiosa, 14 per il Sinagra, 12 punti per il Valdinisi, chiude la classifica la Stefanese con 8 punti. 3 partite da recuperare per la Castelluccese, 2 per Rocca Acquedolcese e Gioiosa ed infine una partita da recuperare per Torrenovese, Promende, Milazzo, Profalcone, Sinagra e Valdinisi. Beh, da quello che vediamo sono tantissime le partite da recuperare in questo girone B del campionato di promozione, un campionato lungo, un campionato che in questo momento vede prevalere la Torrenovese, però è anche vero che la Rocca Acquedolcese deve recuperare 2 partite e sulla carta ha un calendario leggermente favorevole. Presidente, poc'anzi parlavamo appunto con Alessio riguardo al fatto che spesso e volentieri l'iniziativa di un presidente è quella che anima giustamente il successo di una società, di una squadra, però so che lì a Motta, oltre alla sua figura, ci sono tantissimi dirigenti che comunque diventano anche loro fondamentali poi per, non dico il successo, ma per una stabilizzazione della società. Sì, ma giustamente il Presidente fa la sua parte importante, giustamente. Ma se non ci sono prende intorno... le sue considerazioni, le iniziative, però diciamo tutto il contesto diciamo, è quello più importante. È fondamentale perché dà l'equilibrio poi anche per giustamente gestire sponsor e non solo. Sì, ci sono diciamo, le partite stesse sia diciamo, fuori casa che dentro casa, l'organizzazione, il segretario, il dirigente, anche l'ultimo, diciamo, il magazziniere diciamo, fa la sua parte più importante di tutti per mettere a nostro agio diciamo, tutto diciamo, il contesto dei giocatori. Io lo dico, però giustamente non voglio mancare di rispetto alle altre 2 società, ma se dovesse succedere che avviene questo passaggio in eccellenza, sappiamo benissimo che probabilmente, e questo lo dicono tutti, è totalmente un altro percorso. Quindi vuol dire nuovi dirigenti, nuovi progetti, nuove sponsorizzazioni. O sbaglio, Presidente?
Credo proprio Voi, di sì. voi questa cosa, insomma, ci pensate? No, già ne abbiamo parlato, stiamo valutando tante situazioni, tanti progetti, perché la cosa più importante, poi volevo mettere anche un discorso sul fatto che diceva il mister per il fatto di Gela, no? Certo. La Gela, diciamo, è stata sempre una piazza importante, però se non puntiamo, diciamo, per i giovani, per il settore giovanile, va a finire, come ha detto poco fa il direttore, ci sono dei 2005-2004 che devono andare in campo, diciamo, e quelli sono il futuro e qualche cosa che può portare avanti una società. Voi come Motta questo percorso lo state già seguendo o ci state lavorando? Noi abbiamo un buon settore giovanile che è una bella ci sta portando soddisfazione veramente. Bene, bene, sono contento. Ritornando a parlare sul girone B del campionato di promozione, guardiamoci adesso il pareggio 0-0 tra Pro Falcone e Rocca Acquedolcese. Finisce a reti bianche l'attesa sfida dello Stefano Salmeri tra Pro Falcone e la capolista Rocca Acquedolcese, ma è servita una super parata di Salvatore Benfatta che al 95esimo ha evitato la prima sconfitta casalinga ai giallorossi. Gli ospiti rabberciati dalle assenze e fermi da oltre 15 giorni per i casi di positività nel gruppo squadra ci provano dopo 16 minuti con la conclusione di Biondo che si perde di poco sul fondo. Il Pro Falcone non sta a guardare, 10 minuti dopo la potrebbe sbloccare con Carini, il suo destro a colpo sicuro trova però la pronta risposta in angolo di Caserta. Il Rocca Acquedolcese torna a farsi vedere al 34esimo con il tiro di Bella Macina che sorvola di poco la traversa. Poi al 36esimo si fa male il giocatore di casa Cristian Adamo che deve essere sostituito da Jaité e 5 minuti dopo infortunio anche per il biancoverde Paone che deve lasciare il campo per Lima. Nel finale di frazione torna a spingere la squadra ospite e al 46esimo il tentativo di Crasci non inquadra lo specchio della porta. Nella ripresa è ancora la squadra di Palmeri a provarci in apertura con Cangemi che calcia dal limite, Benfatta risponde presente. Insistono gli ospiti ed è ancora Cangemi a cercare la via della rete al 59esimo, ma il classe 2002 viene fermato per un dubbio fuorigioco. Poi il gioco ristagna prevalentemente a centrocampo e all'86esimo è il Pro Falcone ad avere una buona occasione con Zappia che penetra in aria dalla sinistra calciando centralmente tra le mani di Caserta. Si giunge così al 94esimo quando il Rocca Acquedolcese ha la possibilità di portare a casa la vittoria per il rigore concesso dal signor Polizzotto che sanziona l'intervento in area di Mendolia su Cangemi con la massima punizione. Sul dischetto si presenta per i biancoverdi Mariano Russo che però si fa ipnotizzare da un super Salvatore Benfatta che respinge il suo tiro ed evita di fatto anche il primo KO interno per i suoi. Con questo risultato il Pro Falcone sale in classifica a quota 30 punti e si porta ad una sola lunghezza dalla zona playoff e con una gara in meno, mentre il Rocca Acquedolcese scivola al secondo posto con 36, ma i biancoverdi hanno ancora 3 partite da recuperare. E parliamo adesso del girone C. Un girone C dove praticamente la corsa diventa a 3, una Leonfortese che pareggia in casa contro l'FC Motta, un Real Aci che vince a Scordia 3-1. Guardiamo subito i risultati della domenica. Lavinaio Atletico Nissa 2-2, Armerina batte San Gregorio 2-0, Leonfortese FC Motta 0-0, Ciclope Bronte batte Don Bosco 2000 3-0, Atletico 1994 batte Mister Bianco 2-1, Belpasso FC 2014 batte Città di Calatabiano 3-0 ed infine Real Aci batte Gimnica Scordia 3-1.
Come ho detto poc'anzi, Real Aci è attualmente in testa con 49 punti, 47 FC Motta, con 45 la Leonfortese, 36 punti Atletico 1994, 32 Atletico Nissa con 26 Belpasso FC 2014, 23 punti Girminica Scordia e Ciclope Bronte, con 19 l'Armerina, 18 Don Bosco 2000 e Mister Bianco, con 14 Lavinai e San Gregorio, con 12 chiude la classifica il Città di Calatabbiano. Presidente Patti, partiamo da questo pareggio che insomma vi ha visto anche protagonisti a Leonforte contro una squadra forte tecnicamente, ben organizzata. Voi non siete stati certamente a guardare, perché portare a casa un pareggio importante da Leonforte certamente è un risultato positivo. Ne ha approfittato il Real Aci, ma quello ci può pure stare. Ci può stare. Ma che partita è stata contro la Leonfortese? Una partita veramente maschia, diciamo. Non ci sono stati falli, una partita giocata a viso aperto. Anche perché la qualità tecnica dei giocatori c'era. Dei giocatori ci sono. Leonfortese aveva un buon centrocampo con 3 giocatori presi, diciamo, in questo periodo all'ultimo minuto, che erano veramente fisicamente messi in campo bene, ma noi, diciamo, non ci abbiamo concesso niente completamente. Abbiamo fatto, il portiere si è superato della Leonfortese per ben 2 volte, e comunque anche il portiere stesso della Leonfortese ha fatto la differenza. Una bellissima partita, e alla fine ci siamo stretti la mano. E questa è già una bella cosa, no? Perché fra 2 squadre di una certa caratura, che dopo un incontro di cartello insomma amano salutarsi in questa maniera, è un po' strano, però ci fa piacere che avviene. Prima all'inizio sembrava un po' più accesa la partita, e invece poi alla fine, perché loro, diciamo, sui messaggi mandavano sulla loro pagina Facebook dei video che in settimana si stavano preparando, proprio perché la loro era solo la vittoria gli interessava. Però noi tranquillamente, perché non per qualche cosa nella mia squadra ci sono giocatori che queste partite ne hanno fatte molte, certo. molte e poi c'è il mister, insomma, che sa il fatto mister suo, Di Maria, no? giustamente, voglio dire, non è l'ultimo arrivato, sa benissimo come affrontare queste partite, no? Anche dall'altra parte c'è mister Mirto, che ha fatto anche la Serie D, giustamente un esperiente, e quindi una buona partita. Siete contenti? Siamo stati contenti dalle ambedue parti. Benissimo. Mister, è anche vero che questo scontro Leonforte, Real Aci, FC Motta dà ancora più qualità a questo girone C? Tu come vedi un possibile risultato finale di questo raggruppamento? Ma io spero intanto, per la presenza del Presidente, che lo vincono loro. Quindi se non fosse stato presente avresti detto qualche... A parte gli scherzi, diciamo che è un girone molto combattuto, perché sono tutti lì a giocarsela. Io penso che poi la differenza la farà, come sempre, la qualità delle squadre. Quindi poi ovviamente io penso che per esperienza ogni partita ha la propria storia. Io parlo per esempio personale, perché come dicevamo poco fa, se loro continuano ovviamente a dare delle motivazioni importanti, penso che se la giocheranno fino alla fine, perché sono 3 grosse squadre, 3 squadre che hanno organici importanti. Poi c'è il terno all'otto anche dei playoff, che comunque rimane sempre un cammino difficile, sì, no? Sì, ma poi, come diceva il Presidente, anche hanno l'esperienza di 2 allenatori che hanno fatto tanti campionati importanti, hanno vinto tanti campionati, quindi penso che fino alla fine sarà combattuto, ma è bello anche per quello. Poco fa parlavamo dell'eccellenza, parlavamo che magari ci sono ormai l'eccellenza, togliendo quelle 2 o 3 squadre, un campionato che non ha nulla da chiedere. Invece il girone di promozione quest'anno, ogni partita diventa una... No, io è il primo campionato che faccio in promozione, perché avevo avuto quella possibilità, diciamo, di lavorare a Gela in eccellenza 2 anni fa, prima del Covid, ed è stato un campionato importantissimo, perché non dimentichiamo che quell'anno c'era in eccellenza il Paternò, il Giarre, il Sant'Agata, era un campionato, forse è stato uno dei
dei più forti, diciamo, vero, dei più belli vero. visti negli ultimi anni, una stagione l'eccellenza. importante. Sì. Noi abbiamo avuto è stato l'ultimo campionato del girone B interessante, perché poi dopo è andato un po' a scemare. Noi abbiamo fatto, anche per me è stata una grandissima esperienza, quindi quello che dicevo, come posso dire anche del nostro girone, io quest'anno è il primo anno, anche se l'ho sempre seguito, perché ovviamente ho tanti amici che giocano, che allenano, e quindi quest'anno è stata per me un modo per una rivalsa, perché ero fermo dall'anno del gelo, e quindi è stata una bella sorpresa, perché non conoscevo la società, non conoscevo le persone di Licodia, e quindi è stata una bellissima sorpresa, perché finora non ci hanno fatto mancare nulla, è una società ambiziosa. Parleremo della tua squadra tra poco, perché voglio concludere il discorso del girone C guardando gli highlights della vittoria appunto del Real Aci 3-1 contro la Gimnica Scordia. Lo 0-0 tra Leonfortese e Motta dà la possibilità ai Realaci di prendersi la vetta solitaria della classifica, ma i Granate devono passare sul campo dello Scordia di Mario Giuffride, che ancora accarezza la chance di agguantare un posto playoff. Primissimi scampoli di partita e Realaci che subito pressa alto. Qui Claudio Marino riesce a rubare 2 volte il pallone e a lanciare Castelli. Castelli all'1 contro 1, si sposta il pallone sul destro, Castelli prova il destro, blocca sicuro Meo. Prima sortita offensiva anche per lo Scordia, attacca sulla destra Cantarella, trova Milazzo, che va a contrasto con Pennisi e Licata e mantiene il possessore del pallone. Poi ancora Milazzo, si incuna in mezzo a 2 e subisce fallo. Calcio di punizione per lo Scordia. Sul punto di battuta Sciacca. Parte Sciacca, il pallone in rete. Lo Scordia in vantaggio, il primo tentativo. Va subito in rete con Sciacca, che aveva già segnato a Realaci con la maglia del Belpasso. E 1-0 Scordia. Accusano il colpo e Granate, lo Scordia prova ad approfittarne. Cristoforo in profondità per Milazzo, che riesce a bruciare in velocità Faro. Milazzo entra in area, ancora Milazzo col destro! Il pallone di poco a lato, brivido per il Real. Corner di Milazzo, allontana di testa Faro, palla verso Cantarella che colpisce male, poi Licata subito per Castelli, di prima per Mongelli che controlla di petto e riesce a girarsi. In buca per De Carlo, la posizione regolare. De Carlo si porta avanti il pallone con la testa. De Carlo supera Meo, prova il tiro da posizione defilata, troppo debole. In prima, ha tanto spazio per impostare, allarga bene sulla destra per Cantarella. Cantarella vede il movimento dei compagni, serve Milazzo al limite dell'area, fronteggiato da De Carlo. Milazzo lo salta, prova il destro, blocca Vitale. Metà del primo tempo, Campanella sventaglia bene sulla sinistra per De Carlo. De Carlo la mette in mezzo sul secondo palo, dove c'è Luigi Marino che non inquadra la porta da pochi passi. Scordia che ripiega con quasi tutti gli effettivi a difesa del prezioso vantaggio. Qui lancio lungo di Cantarella, colpisce male Pennisi favorendo Milazzo. Milazzo 1 contro 1 con Pennisi, ancora Milazzo, entra in aria, prova la conclusione. Vitale gli dice di no. Faro avanza sulla destra, cerca con un lancio Cavallaro, sbaglia la misura, poi Cristoforo, pallone che finisce a Cavallaro, scodella per Marino in aria, Marino salta Meo, poi viene atterrato, ma è tutto fermo per fuori gioco. Questa è la posizione di Luigi Marino sul tocco di Davide Cavallaro. 42esimo, Licata. Si fa vedere Castelli nella zona centrale del campo. Serve Claudio Marino, steso da 2 giocatori. E calcio di punizione per il Real. Punto di battuta, va Castelli. Parte Castelli! E 1-1! Simon Luca Castelli, prima da titolare, subito a bersaglio. Il primo gol stagionale di Castelli è 1-1. Parte subito forte il Real nella ripresa. Castelli vede Licata, si appoggia sulla destra per Cavallaro che ha spazio per il cross, la mette in mezzo per Mongelli, traversa. Poi Marino in aria, ancora Marino e alla fine libera lo Scordia. Napoli che è andato a occupare il ruolo di esterno destro. All'indietro per Licata, cross immediato per Pennisi, si appoggia su Marino, Marino in aria, Marino cade. Non c'è nulla per l'arbitro. Poi Sciacca insegue il pallone e alza un campanile altissimo dentro l'aria. Cristoforo si colpisce sul braccio. L'arbitro dice che non c'è nulla. Proseguono gli attacchi tambureggianti degli accesi. Licata sulla destra, la mette in mezzo per Mongelli, anticipato da Senia. Alimenta l'azione De Carlo, che vede sulla sinistra Castelli. Castelli all'1 contro 1. Cerca il tiro!
Meo, un grande intervento, la toglie da sotto l'incrocio. Pennisi, per Licata, di prima per De Carlo che scappa sulla sinistra, va via De Carlo. De Carlo, 1 contro 3, alla fine cerca il traversone sul secondo palo per Di Blasi, è anticipato, arriva Claudio Marino che prova il destro. Palla alta sopra la traversa. Prova ad uscire palla a terra lo Scordia, sciacca di prima, capisce tutto Napoli, che rilancia verso Mongelli, Mongelli resiste una carica, prova a metterla in mezzo, respinge Cristoforo. Ancora Mongelli di sinistro sul secondo palo, a vuoto Vaccaro per Castelli. Castelli da un occhio e mezzo, d'esterno per Di Blasi, ancora Meo con i piedi. Continua a spingere la squadra di Marcello Manca, ancora una punizione sempre per i piedi di Castelli. Castelli va direttamente in porta e Meo con un colpo di Reni razzo sopra la traversa. Calcio d'angolo affidato ancora una volta ai piedi di Castelli. Palla in aria per Pennisi di testa, ancora lui, Tancredi Pennisi dopo il gol da 3 punti all'Avinaio, un altro gol decisivo. Scordia 1, Realaci 2, impazzisce di gioia la panchina granata. Cerca la reazione immediata lo Scordia, buona Pasqua, fermato da Licata, poi si scontra con Vadalà e apre le porte del conto per Di Blasi che lancia Castelli, posizione regolare, Castelli è tu per tu con Meo, ancora Castelli, la finta Castelli, sentenzia lo Scordia con la doppietta personale, Simon Luca Castelli che chiude i conti, il Realaci sbanca l'Aldo Binanti. L'arbitro manda le squadre sotto la doccia, il Realaci espugna Scordia dopo essere stato sotto nel punteggio per la prima volta in trasferta in questa stagione. La vetta solitaria della classifica è conquistata e ora tocca difenderla dagli attacchi delle concorrenti sempre molto agguerrite. Domenica si torna a giocare in casa, quando a far visita alla squadra di Marcello Manca arriverà il Bronte. Prima di parlare del girone D, chiudiamo questo discorso riguardante invece il girone C con un pronostico che a questo punto diventa non tanto facile per il presidente dell'FC Motta Mario Patti, ma forse un po' più facile per te che insomma fai parte del girone D. Chi vedi poi alla fine per la vittoria finale? Voglio un nome, secco. Secco è difficile, lo dicevo poco fa. Io penso che il Motta alla lunga potrebbe farcela, anche se, come diceva il Presidente, la Leonfortese è un osso duro, come sarà un osso duro il Realaci. Però penso che il Motta alla fine, glielo auguro anche al Presidente, che possono salire in eccellenza, perché vincere un campionato è sempre bello. Già giocarselo alla pari, là sopra. Ho visto anche le immagini, diciamo, di domenica scorsa, purtroppo parlavamo poco fa delle strutture, ormai a oggi avere un campo sintetico veramente fa tanto, perché anche la metodologia del lavoro quotidiano, io sono abituato, dicevo questo sempre ragazzi, a Licodia c'era un campo anche in terra battuta e quindi anche la società è entusiasta per questa. Ma è chiaro, e qui il Presidente me lo può confermare, che se arriva un campo in sintetico anche a Motta cambia tutto, anche il modo di organizzare la stagione, il settore giovanile, lo spirito con la quale i giocatori poi vengono a giocare anche a Motta. Noi bravo, questo è quello che volevo dire. A Motta purtroppo i ragazzi non è che vengono volerendosi, diciamo, perché la struttura è pietosa. È vero. Perché a Motta, diciamo, devono venire apposta, non è che è un paese di passaggio come Mister Bianco. Ma Motta, diciamo, venire a Motta devono essere tanti i presupposti per venire, la struttura, la società è l'unica che manca è la struttura. È vero, perché la società si sta organizzando. Devo fare i complimenti a tutti i miei ragazzi, i miei giocatori, che nessuno parla male, diciamo, o si lamenta, giocano, diciamo, ovunque loro si trovano, o con il campo che fa, diciamo, differenza o no. È vero, è vero, è vero. Tra l'altro adesso vi preparerete allo scontro contro il Realaci. Sarà una partita da prendere con le pinze, perché penso che il Realaci forse è più spavaldo rispetto alla Leonfortese, che tatticamente forse ha una maggiore organizzazione, però lo spirito con la quale la squadra di Manca gioca è quello proprio di battagliare pallone su pallone. Sì, il Realaci purtroppo noi abbiamo sbagliato l'unica partita all'andata, che purtroppo è andata male. All'ultimo minuto, diciamo, in 10 noi
eravamo sull'1-1, il nostro mister la voleva vincere a tutti i costi, ha visto diciamo, che c'erano le possibilità, però non è andata così, un contropiede poi... Un allenatore deve sempre rischiare. Sì, sì, ma noi giochiamo sempre o dentro casa o fuori, sì, diciamo sì. sempre per... Conosco lo spirito di Alessandro Di Maria. Sempre con 3-4 attaccanti, D'altra parte questi campionati per vincerli bisogna rischiare con i nomi dei giocatori, bisogna rischiare con i nomi degli allenatori che vengono inseriti in rosa e poi ogni partita è una partita a sé, quindi se porti a casa un risultato super positivo lavori meglio tutta la settimana e con quello spirito magari la domenica successiva hai qualche possibilità di vincere anche una partita più impegnativa. In questo momento non si può sbagliare più. Ah beh, questo certamente. Poi tra l'altro si avvicina lo scontro diretto con il Real Aci, poi ci sarà lo scontro anche Leonforte. Certo, prima c'è Leonfortese sì, Real Aci. E poi ci sarete voi. La settimana successiva c'è Real Aci Motta. In poche parole, tra 3 settimane potremmo capire bene chi potrebbe vincere questo girone, chi potrebbe vincere, perché poi fino all'ultimo non si sa, perché c'è l'Atletico Nissa che diciamo una squadra che ci ha messo in difficoltà. Beh, sono un po' attardati in classifica. Però la classifica purtroppo è quella. Questo è anche vero. Anche con l'Atletico 94 dobbiamo giocare l'ultima partita. È vero. Vediamo che cosa succede. È vero. Beh, ci piace perché anche questo girone ha confermato che il campionato di promozione è intenso e battagliero. Voltiamo pagina e adesso parliamo del girone D. Sesta giornata del campionato, anche qui in questo girone D sicuramente le sorprese sono la sconfitta del Mazzarone nel recupero di mercoledì, ma soprattutto il ritorno comunque alla vittoria della stessa squadra del Mazzarone questa domenica, una vittoria che permette alla squadra di ritornare ancora più saldamente in vetta in questo girone D. Guardiamo i risultati. Città di Avola 2020 batte RG 1-0, Sporting Eubea batte Priolo Gargallo 2-1, Club Calcio Vittoria 2020 batte Città di Comiso 2-0, Frigentini Città di Canicattini 1-1, Mazzarone batte Pro Ragusa 3-1, Modica Calcio batte Calcio Scicli 2-1 ed infine Nuova Città di Gela batte Megara 1908 3-0. In classifica, come ho detto poc'anzi, il ritorno alla vittoria conferma la leadership per il Mazzarone, in testa con 44 punti, 40 punti per il Modica Calcio, 36 Sporting Eubea, 34 Nuova Città di Gela, 33 punti Città di Comiso, con 30 il Frigentini, 28 punti Club Calcio Vittoria 2020, 23 Priolo Gargallo, con 21 il Città di Canicattini, 20 punti Città di Avola 2020, 19 Pro Ragusa, 18 Megara 1908, 14 punti per RG, chiude la classifica Calcio Scicli con 12 punti. Beh, partiamo con l'ospite che abbiamo in studio, ovvero mister Alessio Catania, allenatore di questo Sporting Eubea, che mercoledì scorso ha battuto il Mazzarrone alimentando sogni importanti in società, confermati tra l'altro con questa ennesima vittoria anche domenica in un campo non certamente facile, quello del Priolo Gargallo. Alessio, a questo punto dove vi volete collocare in questa classifica? Perché il Modica continua a vincere, certamente zoppica il Città di Comiso e voi siete lì attualmente con buone possibilità di rientrare nel novero dei playoff. Sì, ma noi diciamo che non ci siamo posti dei limiti perché da 7 giornate abbiamo fatto in queste prime 7 giornate di ritorno 6 vittorie e un pareggio a Comiso con una squadra che in quel campo è difficile. Oggi il Vittoria è andato a vincere lì, però è una squadra difficilissima da affrontare. Noi ho sempre detto ai ragazzi che dobbiamo giocarcela con tutti, rispetto per tutti, paura per nessuno. Giusto. Perché alla fine io penso che anche i risultati positivi ci hanno aiutato a
ad aumentare la consapevolezza di essere una squadra importante, perché è una squadra che oggi non si può nascondere, una squadra che ha battuto il Frigentini, il Gela, il Mazzarrone. L'obiettivo a questo punto diventa primario, playoff. L'obiettivo domenica incontriamo il Modica, quindi domenica sarà un'altra partita importantissima contro una società importante, perché riorganizzata, tra riorganizzata, ma con gente importante che ha fatto calcio ad alti livelli, e quindi sono partiti un po' in ritardo, ma hanno una squadra che secondo me a livello di organico sono la più forte insieme al Mazzarrone, perché giocatori come Agodorin, Genovese, Chebè, Gatto, Gaspare Pellegrino, Vindigni, La Cognata, diciamo che è una squadra che si può permettere di tenere in banchina giocatori molto importanti, quindi noi siamo ripartiti da quella sconfitta lì, perché da lì non abbiamo più perso una partita, perché all'andata è stata una partita un po' particolare, perdevamo, ci hanno annullato un gol diciamo inesistente, di un fuorigioco inesistente, poi loro hanno segnato con un gol dubbio, e poi diciamo che sul 2-0 negli ultimi 5 minuti abbiamo provato il tutto per tutto, e poi la partita è finita 4-0 per loro, e forse da lì è scattata un po' la scintilla. È cambiato tutto poi dopo, è cambiato tutto. Poi il ritorno anche in casa, nel proprio stadio. stadio. Che siamo rientrati in casa, ma è cambiato anche l'organico. Abbiamo preso quei 2 o 3 giocatori che ci hanno dato, il presidente sicuramente conoscerà, perché io ho un gruppo di Catania importante, 10 giocatori, tra cui i fratelli Gallo, Agostino e Johnny, che sono stati tanti anni nel calcio Catania, e i fratelli Mascali, che sono 2 ragazzi. Sono quei giocatori che ti servono per fare un campionato da vertice. E poi abbiamo preso l'Amin Charti, che nel girone del presidente aveva fatto 9 gol con l'Aidone, quindi abbiamo Don Bosco 2000, quindi diciamo che abbiamo preso, e abbiamo un giocatore che secondo me anche il presidente conoscerà, che è sprecato per la categoria, il Diego Giuffrida, che è un giocatore che è venuto da noi in punta di piedi, perché è un giocatore che è stato sfortunato negli anni, sempre infortunato per tanti infortuni. Negli ultimi anni era da Sant'Antonio, ha fatto eccellenza, promozione, aveva iniziato a bel passo. Mister, non vi potete più nascondere a questo punto, ha detto bene, no Presidente, non si possono più nascondere, a questo punto i giocatori fanno la differenza. A livello qualitativo io penso che al Mazzarrone noi abbiamo fatto una partenza un pochettino a rilento, e quindi quei punti che abbiamo perso all'inizio magari li puoi anche, purtroppo li hai pagati quei punti, però siamo lì, mancano 7 partite. E domenica c'è il Modica. Presidente, Mazzarrone, che a questo punto potrebbe avere effettivamente un ruolo ormai definitivo? Nel senso che lui, il gruppo che vince questo girone? Penso proprio di sì. Per organizzazione anche, sì, no? Anche ci hanno pensato in tempo, molto tempo fa. L'anno scorso, anche un anno prima. E questa cosa fa tanto, certo. No? Questa cosa fa tanto, perché poi alla fine ti ritrovi già mezzo lavoro avanti. Noi siamo stati sfortunati anche gli altri anni, perché 2 anni fa, quando è iniziato il Covid, eravamo in fase, diciamo, eravamo nei playoff, già mancavano 6 partite alla fine, e quindi ce la volevamo già giocare 2 anni fa. Poi l'anno scorso la stessa cosa, altrettanto, abbiamo fatto 3 partite, 3 vittorie. Quest'anno poi vi siete ritrovati la Leonfortese e il Real Aci, quindi con più l'anno scorso c'era il Taormina. C'era il Taormina l'anno scorso. Quest'anno, diciamo, sì, ci sono, le 2 squadre sono forti anche. Si parlava poc'anzi del Gela, no Alessio? Questo Gela che a questo punto insomma, tenta l'aggancio nella zona playoff, tenendo presente che tra l'altro nella prima parte della stagione aveva inelato dei risultati positivi. Poi che cosa è successo? Hanno dovuto resettare tutto, adesso pian pianino hanno riconquistato posizioni. Io per esperienza ho capito che in questo campionato non puoi mollare un centimetro, un attimo, perché i risultati lo fanno capire meglio, perché anche oggi consideriamo che oggi c'erano tante partite che sembravano scontate, ma il Mazzarrone pareggiava in casa con
col Pro Ragusa, e poi ha vinto nei minuti finali per 3-1, e il Modica pareggiava con lo Scicli fino a 5 minuti dalla fine. Quindi io dico sempre, ragazzi, non ci sono partite che iniziano già col risultato acquisito, si devono tutte giocarle, quindi ora la corsa ai playoff si fa interessante. Beh, si è allargata perché voi siete entrati decisi, con la possibilità anche delle altre di agganciare una posizione importante. Sì, noi eravamo distanti, diciamo, qualche settimana fa, poi con i risultati che abbiamo fatto nel girone di ritorno abbiamo scavalcato, considerando che squadre come il Comiso e il Gela erano distaccate da noi da almeno 7-8 punti. Adesso sono sotto. Adesso sono sotto, il Modica anche aveva un grande vantaggio, adesso siamo lì a 4 punti e con lo scontro diretto in casa domenica. Quindi io penso che a oggi, quello che dicevo poco fa, abbiamo le qualità per giocarcela fino alla fine, poi non bisogna mai limitarsi. Io penso che il Mazzarone ha un distacco abbastanza ampio, però da non dimenticare che il Mazzarone ha lo scontro diretto, l'ultima in casa col Modica, poi la settimana prima il Comiso, quindi ancora... Allora, quindi vai contro l'idea del Presidente, che invece ha classificato già il Mazzarone potenziale vincitore del girone? No, contro no, perché ripetiamo, come hai detto tu, il Mazzarone è anche ha un organico importante, perché noi l'abbiamo incontrati mercoledì nel recupero, è stata una partita abbastanza tirata, una partita che ci siamo giocati a viso aperto, perché ripeto, noi dove giochiamo, dove ci sono i cambi in sintetico, ce la giochiamo perché abbiamo grosse qualità, abbiamo lavorato sempre sotto l'aspetto mentale ma anche tecnico, perché abbiamo giocatori, come detto poco fa, di qualità, che forse dovevano prendere un po' di consapevolezza dei propri mezzi, e non dimentichiamo che anche Ronny Valerio e Marzio Lopresti, che poco fa ricordava il direttore, sono ragazzi che hanno fatto categorie importanti, e quindi oggi c'è un gruppo sono pronti a giocarsela. È un gruppo giovane. Presidente, nei playoff però è anche vero che, guardando un po' le squadre, ci rendiamo conto che sarà veramente comunque un ternolotto lo stesso la vittoria finale, perché soltanto una squadra poi passerà in eccellenza. Modica Calcio, Sporting Eubea, Nuova Città di Gela, Città di Comiso. Sono 4 squadre che a questo punto attualmente sono queste, dico, sono squadre importanti. Voi alla fine credo che bisogna avere la mentalità per fare il salto di qualità. Sì, ce la giocheremo sicuramente, già lo sappiamo, ci sono queste 4 squadre che sono all'altezza della situazione. Lei pensa che il Modica più dello Sporting Eubea oppure del Città di Comiso? Ma sempre come diceva il mister, la struttura è importante, oltre ai giocatori, diciamo, se la giocheranno. Modica il campo ce l'ha. Sì, il Modica ce l'ha, ma ora l'Elico di Eubea, diciamo, ce l'ha avuto da qualche mese, ma prima... E ha fatto il salto di qualità. Ha fatto il salto di qualità, anche per questo. Insomma, sarà un girone che comunque, sì, d'accordo, il Mazzarone è avvantaggiato anche nella classifica, però deve sempre guardarsi le spalle, e poi c'è questo scontro diretto con il Modica all'ultima giornata, per cui effettivamente vedremo cosa succederà. Bene, abbiamo concluso anche il discorso del girone D. Adesso per chiudere una battuta con i nostri 2 ospiti di questa puntata di Penalty. Iniziamo con il presidente Patti dell'FC Motta, un Motta che comunque ha fatto un percorso di crescita anno dopo anno. Perfetto. Abbiamo avuto modo, insomma, di ricordare il momento importante del passaggio dalla prima categoria in promozione. Da là si capiva che comunque l'obiettivo del Motta era quello di avere un percorso in ascesa. Questo percorso in ascesa è arrivato, continua ad essere sicuramente importante, però è anche vero che abbiamo detto che poi al momento di trovarsi di fronte a categorie di una certa qualità bisogna fare un salto di qualità anche all'interno della società. Si deve riprogrammare tutto, perché si deve uno alzare un po' l'asticina, come si suol dire, no? Un campo in sintetico, una struttura
potrebbe far sì che anche Motta possa avere nel suo bacino più visibilità, perché poi molte squadre verrebbero anche ad usufruire questa struttura che logisticamente è importante. Perché è vicino Catania, fuori Catania. Anche la struttura stessa, diciamo, ha un progetto, una struttura già... Lo spazio è considerevole. Bravo, lo spazio già è consistente in sé per sé, manca qualche accorgimento che potrebbe fare la differenza sul progetto finale. Ecco. Ottimista? Sì, sono, diciamo, di natura ottimista. E i suoi dirigenti lo sono pure? Io sono presidente da 11 anni. E quindi allora devono essere per forza ottimisti anche loro. Per non scorporarmi da questa presidenza significa che sono d'accordo con le mie idee. Benissimo. Alessio, invece lo Sporting Eubea in dirigenza si sta un po' pensando che potrebbe, insomma, avverarsi questo sogno dell'eccellenza? Se ne parla? No, la società l'ha detto chiaramente, è molto ambiziosa, quindi ha detto chiaramente che al di là del risultato dei playoff, anche per un futuro ripescaggio ci sta pensando realmente, perché ripeto, è una società ambiziosa. Poi negli ultimi anni ovviamente hanno avuto il pensiero alla nuova struttura, al nuovo campo sintetico. Oggi hanno ampliato un po', hanno allargato anche la collaborazione, perché hanno iniziato una scuola calcio, quindi è una cosa molto importante per loro, perché hanno chiuso un'affiliazione con il Torino Calcio, quindi anche, come dicevi poco fa tu, il bacino di utenza si sta allargando, perché anche Licodia dobbiamo ricordare che è una cittadina di 3.000 abitanti, quindi l'Interland poi diventa importante. Quindi diciamo che la società è pure storica, perché la famiglia Storino che porta avanti da tanti anni questa società, e quindi è molto ambiziosa, e siccome quest'anno, al di là del risultato finale, perché fino alla fine ce la giocheremo, però il gruppo è molto giovane, la squadra è composta da tutti i ragazzi che vanno dal 99, 2000, 98, Bene, 97, belle basi, sono delle belle basi, una base importante per fare o un prossimo campionato di promozione di vertici, o un campionato di eccellenza per far bene. Quindi diciamo che già quando una società ha le idee ben chiare è importante. È già un primo passo vincente. Benissimo, grazie per essere stati con noi, ringrazio il presidente dell'FC Motta Mario Patti, grazie, in bocca al lupo per l'invito. Gli scontri diretti che arriveranno, puntuali. Speriamo bene che sia l'anno giusto, speriamo. Incrociamo le dita anche per lo Sporting Eubea, in bocca al lupo e complimenti, perché da qualche settimana si parla di voi e questo ci fa piacere, perché vuol dire che il lavoro che state facendo è il lavoro giusto. Grazie e complimenti. Buonasera. Noi concludiamo qui, vi diamo appuntamento a martedì prossimo con la nuova puntata di Penalty. Vi voglio ricordare che comunque saremo in onda anche mercoledì e giovedì sul canale 17 alle ore 13 con Penalty ore 13 sul canale di 7 Gold, sul canale di Telerente. Grazie ancora, appuntamento con la prossima puntata di Penalty. Tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai.
La puntata di Penalty vi aspetta ogni martedì alle 21 su Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre. E siamo in onda anche su 7 Gold, canale 17, ogni mercoledì e giovedì tra le 13 e le 14. Ti aspettiamo!